Ieri ho avuto un incontro col Presidente della provincia, un incontro all'esterno velocissimo, per la questione del banco solidale. Allora, o qualcuno all'interno della provincia si rende conto cosa vuol dire un banco solidale, i problemi che ci sono, come gestirlo, visto che non ci sono code, rumori, problemi, sporco, perché così non può funzionare. Lo dico a tutti i consiglieri provinciali che, visto che tutti quanti sono vicini alla povertà e tutti quanti si mettono il fiore all'occhiello, di venire a vedere come funziona un banco solidale. Perché adesso vorrebbero che entrassero 5 persone alla volta. Come si fa a far entrare 5 persone alla volta? Ecco, nell'area della provincia, non so se qualcuno si rende conto, perché non ne possiamo veramente più. Ci sono volontari anziani, diversamente giovani, che lavorano dalla mattina alla sera, si finisce anche tardi, si inizia presto, per cercare di aiutare le fragilità, e questi si inventano le storie infinite, avete capito? Le storie infinite. Poi entra di tutto e di più, abbiamo anche i video che fanno vedere senza nessun controllo. Allora, per cortesia, dico a tutti i consiglieri provinciali, quelli che si occupano, sarebbe la nuova giunta, se forse si degnano di venire a vedere e cercare di capire come può funzionare un banco solidale, perché la gente arriva in macchina a prendere queste borse della spesa. Mercoledì prossimo sarà Natale, di mercoledì, l'ultimo dell'anno viene di martedì, il primo di mercoledì, perciò noi dobbiamo dare delle borse importanti, pesanti. Guai a entrare in macchina. Ma chi l'ha detto questo? Ma scusate, è un ente pubblico o un ente privato? Stiamo facendo del bene e ci mettono i paletti? E poi chi entra e quando? Quando fanno le manifestazioni, chi entra? Chi controlla? Controllano solo il banco solidale, i volontari e le povere fragilità che arrivano? No, tanto perché sappiate, siccome io vi racconto come stanno le cose, vedremo cosa succederà, perché se vogliono mandarci via fanno prima a dircelo, non è che devono fare tanti giri di storie. Allora leggiamo un po' quello che scrivono invece queste povere famiglie che vengono al Banco Solidale a prendere queste cose, visto che abbiamo 6 milioni di poveri, continuano a aprire banchi solidali. Faccio i miei complimenti allo staff, grazie al vostro aiuto ogni settimana mi alleggerite un po' dalla spesa, un grosso augurio e un buon Natale. Questa è una, ne leggiamo un'altra, poi presento l'ospite, perché bisogna anche dire le cose come stanno, no? E perché i furbi cominciano anche a stancare. Tantissimi auguri di buon Natale e buon nuovo 2025 a tutto lo staff, grazie per tutto. Ancora un altro, perché ne arrivano tante, poveretti, guardate, fanno anche i bigliettini. Auguro a tutti voi un sereno Natale, un felice anno nuovo. Spero che le festività possano portare momenti di gioia a voi e alle vostre famiglie. Vedete chi sono queste persone che vengono al banco? Ecco. Adesso vorrei andare a vedere questo servizio, perché è importantissimo, perché parleremo di apprendistato. Andiamo a vedere e a sentire. Il problema del personale, di trovare nuovi giovani e persone che si affaccia al mondo del lavoro, veramente è un'emergenza, perché ormai siamo arrivati, io dico, in fase di emergenza. Anche gli artigiani non sono risparmiati dall'ormai cronico problema di reperire giovani da assumere nelle proprie aziende. Per trovare una possibile soluzione a questo fenomeno trasversale a tutto il mondo economico, Confartigianato Castelfranco da qualche anno sta applicando con successo la legge dell'apprendistato duale. Abbiamo fatto degli accordi sindacali con delle scuole dove noi andiamo a portare in azienda, a assumere dei ragazzi di quarta e quinta superiore, per ora per istituti tecnici professionali, dove all'interno delle aziende questi ragazzi, oltre ad essere regolarizzati con i contributi previdenziali e quello che viene previsto per legge, hanno la possibilità di fare un percorso di formazione però continuo. Una settantina al momento gli studenti di quarta e quinta superiore impiegati nelle aziende del territorio, che lavorano 2 giorni a settimana per tutto l'anno in azienda, mentre per i restanti giorni rientrano in classe per seguire regolarmente le lezioni. Questo ci comporta che dopo 2 anni l'azienda ha già, diciamo, se al ragazzo va tutto bene, il tipo di lavoro e quant'altro, ha già un personale formato, il ragazzo nel frattempo ha avuto la possibilità di guadagnare qualcosa. È possibile stimare, Presidente, chiedo scusa, una percentuale di chi una volta diplomato, che ha fatto questa esperienza, poi effettivamente viene assunto in quell'azienda? Siamo quasi la totalità, stiamo parlando quasi del 100%, credo che siamo intorno al 95%.
E presento subito e ringrazio Flavio Romanello, nuovo presidente Confartigianato Imprese Treviso. Buongiorno Presidente, che piacere averla ospite e complimenti per questa idea che non è geniale, ma è un'idea bellissima, concreta, che si realizza anche per questi giovani. Era veramente, secondo me, tempo di capire che forse dobbiamo guardare dietro invece che avanti, questo apprendistato importantissimo che c'era, poi qualcuno l'ha tolto, non si capisce per andare dove, visto come siamo presi, e soprattutto quello che ha detto lei, tutti trovano occupazione. Grazie Presidente, complimenti ancora, prego. Buongiorno a lei intanto e ai suoi telespettatori. Beh sì, tra l'altro è un'idea, come dice lei, che viene da lontano. Torniamo a ripercorrere percorsi che erano in voga anni fa, dopo che abbiamo in qualche maniera smantellato i centri professionali, quasi quasi creato l'istituto tecnico come un istituto di seconda categoria. Beh, se forse stiamo ritornando a capire che la manualità e il lavoro artigianale è fondamentale per questo tipo di società che abbiamo noi. Quindi si torna coi piedi, io dico coi piedi un po' per terra, un po' come diceva lei nell'anteprima, che condivido, vengo anch'io dal mondo da esperienza nel mondo del volontariato, quindi forse è il momento di un po' più di umiltà e di metterci le mani, non tenere più le mani in tasca, mettersele dove serve e mettere a terra i progetti. Vede Presidente Romanello, la ringrazio anche per il supporto che mi sta dando con queste parole. Il problema grande è che non si sentono, non si ascoltano soprattutto i giovani, questi bravi giovani che hanno anche le idee chiare, che non è vero che non vogliono lavorare, che non vogliono imparare. C'è qualcuno, ha capito, che ha rotto la catena. Non si sa per quale motivo, perché funzionava la catena, l'ha detto lei, l'apprendistato funzionava alla grande. Poi qualcuno ha deciso di troncare. Ed è successo il finimondo, abbiamo visto cosa è successo, ma soprattutto questo non ascoltare e colpire le fragilità, perché quando uno non riesce a trovare lavoro o non fa formazione, diventa fragile, dove va? Chi è che gli insegna? Io ho tutti i magazzinieri, Presidente, al Banco Solidale che vengono a prendere la spesa e non li so collocare, non li vuole nessuno. E sono persone dai 40 ai 60 anni, ma quello sanno fare, quello gli hanno insegnato. E cosa facciamo a questi? Sono sacchi a perdere o cerchiamo di reinserirli nella società, visto che veramente, io dico, sono persone anche che possono lavorare, ma insegniamogli. E invece quando ti trovi, anche io sono entrata anche in un'azienda, c'era fuori, e lo dico sempre, sa Presidente, cartello cercasi operai, quando sono entrata non era cercasi operai generico, cercavano specializzato e ho detto voi togliete il cartello o scrivete bene quello che serve, perché siamo stanchi, vede Presidente, le persone per avere dignità hanno bisogno di lavorare, hanno bisogno di portare a casa uno stipendio per supportare la famiglia. Così non si può andare avanti, Presidente. I banchi alimentari stanno aumentando perché ormai le famiglie non ce la fanno più, anche quelle che lavorano. Non è possibile che in Italia, solo in Italia, chi lavora non riesce ad arrivare alla fine del mese e chi non fa niente ciapa la montagna di Skye, Presidente. Dobbiamo girarla, dobbiamo girare questa cosa. Cosa dice Presidente? Beh, è difficile darle torto, anzi condivido pienamente quello che sta dicendo. Il problema è complesso. È chiaro che le aziende stanno cercando personale specializzato perché anche le aziende hanno necessità di elevare gli standard di produzione, il mercato è cambiato. Quando si parla di formazione continua è una bella parola, ma magari non è sempre adatta per tutti. Allora, quello che manca in Italia sono 20 anni di programmazione, 20 anni di conoscenza e di investimenti sul settore e sul lavoro. Il lavoro è stato un po' banalizzato, è stato banalizzato in generale, ma come dice lei non è normale che uno vada a casa dopo aver lavorato 8 ore e non abbia i soldi per mantenere la famiglia, come che non è normale io apro e so di trovare una porta aperta. Un altro tema, non è normale che uno parta la mattina e non torni la sera. Abbiamo sono tante le cose da fare, è tutta la società che si deve rimettere in moto e effettivamente bisogna cominciare dalle cose concrete. E quando vediamo rendite di posizione, queste vanno messe in discussione. Questo però chiede anche, bisogna dircelo,
che la gente partecipi, che la gente sia in qualche maniera sia attiva. È vero che è stanca, è vero che è difficile, però questo è il momento in cui dobbiamo cercare di far... Io ho usato una metafora al congresso degli artigiani e ho detto questa è la terra del rugby. Questo, dei cosiddetti Treviso è la patria dei cosiddetti sport minori, il rugby, il pallavolo, il pallacanestro. In realtà se noi prendiamo il rugby lo si può riassumere con due vocaboli: sostenere e avanzare. Una società per avanzare deve sostenere. Pensate al rugby, se la mischia non tiene, se non c'è gente che fa i colpi, che ci mette di suo per bloccare tutto quello, non ci sarà mai nessuno che potrà avanzare. Ecco, questo credo sia fondamentale. Però vede, Presidente, lei ha ragione. Il problema è che purtroppo c'è l'arroganza del potere, molti ce l'hanno, nel senso che tu cerchi di fare anche questa squadra di aiutare, ma poi cominciano a metterti i paletti, anche con la burocrazia. Guardate come hanno colpito il mondo del volontariato, dobbiamo girare col commercialista. Cioè dobbiamo pagare per fare volontariato, ma vi sembra una cosa normale? E questo volontariato che durante la pandemia, proprio quando il paese era in ginocchio, andava per le case ad aiutare le fragilità, rischiando anche la vita, portando la spesa, aiutando, l'hanno messo in ginocchio, nel silenzio totale di tutta la politica, perché io non salvo mica nessuno, sa Presidente, di tutta politica è successo questo. Tantissimi volontari veramente di prima linea che hanno lasciato perché dovevano andare a scuola di volontariato. Capite? Dobbiamo imparare a fare il volontariato ed aia con la sicurezza, ma non mi sembra che siano morte persone in tutti questi anni che esiste il volontariato perché qualcuno ha fatto male. Io non riesco a capire dove vogliono apparare, ma forse l'ho capito, sa Presidente. Vogliono il re, la regina, i principini attorno e la reggia. Solo quello. Tutto il resto non esiste, basta vedere, l'ho fatto vedere anche ieri, questa orchestra, Presidente, anzi cerco sponsor, se anche lei ha qualcuno o voi conoscete, di questa orchestra tenuta in piedi da un privato, che adesso ha anche problemi di salute, è stato ospite qui, che saluto, Tullio Giacomini, dei ragazzi dai 12 ai 22 anni che danno l'esempio, che vanno a scuola, che hanno fatto del loro percorso di vita con la cultura e l'arte un modo per fare un percorso veramente bellissimo, che contrastano le baby gang, perché questo è l'esempio da mettere di fronte, non hanno ricevuto un euro dalla regione. Allora io ho guardato l'elenco dei contributi regionali, lo dico tanto era pubblico, è mica che mi vergogno, e sono rimasta allibita a chi vanno certi soldi. A loro, dopo 22 anni di onorato lavoro, di cercare di insegnare e fare un percorso a questi ragazzi con la cultura, non hanno ricevuto un centesimo. Addirittura non riescono a trovare un posto da suonare. Qualche volta qualcuno si degna. Ma si rende conto, Presidente, di cosa stiamo parlando? E questo è anche un futuro lavoro, perché la musica è anche artigianato, o sbaglio, Presidente? No, non so gli strumenti da chi sono fatti, no, non so se qualcuno si rende conto. Allora capisce che io domenica sono andato a sentirli a suonare alla chiesa di San Bartolomeo, non c'era nessuno delle autorità, nessuno. No, bisogna andare al concerto VIP? No, ci mancherebbe. Vuoi che vado ad ascoltare questi ragazzi? Ma ci mancherebbe. Capisce che non ci siamo proprio. Pensate anche per questi ragazzi, che la prego, Presidente, il prossimo concerto lo vada a sentire, perché no, bravi, di più, sono più di 60 orchestrali, no uno. Cioè io mi domando, ma questi ragazzi che si emozionavano quando il maestro li faceva alzare in piedi e ricevevano l'applauso di quei pochi che hanno partecipato, perché capite bene chi c'era? Qualche parrocchiano, qualche genitore, i nonni, poveretti, quelli ci sono sempre dappertutto, se non ci fossero dovremmo inventarli, ma mancavano gli insegnanti, i professori, i giovani, perché non sanno neppure che esiste. Ma questa orchestra è anche artigianato, o sbaglio, Presidente? Qualcuno vorrà rendersi conto che è tutta una squadra che gira attorno a qualsiasi cosa si faccia in Italia e siamo i più bravi e tutti ci copiano? Prego, Presidente. Sì, beh, è tutto artigianato, perché noi siamo per nostra natura come italiani abituati al fare, al creare e al
non siamo certo omologabili in catene, per carità ci sono anche le grandi aziende, indubbiamente, però comunque il valore dell'artigianato. D'altronde l'impresa italiana è fondata per il 95% da imprese sotto i 10 dipendenti, 62% dei lavoratori lavorano su imprese medio-piccole, quindi lavorano su realtà artigianali o appena industriali. Cioè, quello che dice lei, sì, noi abbiamo scambiato la sicurezza e, diciamo, in un certo senso un certo rapporto con i giovani con le carte, con la burocrazia. Non è normale. Dal primo gennaio tutte le associazioni le APS avranno l'obbligo della partita IVA non nel codice fiscale. E l'iscrizione al RULS, per quello che non sanno, ogni associazione di volontariato è obbligatoria, ha l'obbligo di iscriversi a questo registro unico del terzo settore. Sono tutte cose che posso anche capirle da un certo punto, però non devono essere. Noi abbiamo scambiato lo stare insieme e l'energia e la vitalità che danno questa gente per un qualcosa che dava normato e di cui non bisognava mai avere rischi, mai avere problemi. E l'abbiamo messo in piedi un castello di carte che alla fine sta distruggendo il mondo del lavoro. Gli sta comunque complicando la vita, perché oltre a essere già bravi di loro, a essere bravi e riuscire a farlo anche in un contesto normativo, e questo è un ulteriore valore che diamo. Però dobbiamo cominciare a essere consapevoli. Ben vengano le sue trasmissioni dove si parlano di queste difficoltà, perché poi sono anche le stesse difficoltà che troviamo noi come artigiani. Come noi artigiani abbiamo certe incombenze, certi balzelli che poi alla fine non sono altro che lo schiacciarci verso l'incapacità di essere produttivi. Poi è chiaro che facciamo fatica anche a trovare ragazzi giovani che vengano a fare, e quindi è un momento in cui dobbiamo capire dove vogliamo andare con l'Italia. Lo dico anch'io tutte le mattine, dove qualcuno vuole andare a parare. Guardi, veramente siamo d'accordo, vede che siamo in sintonia, Presidente, perché siamo nel pezzo, ha capito? Perché parliamo così? Perché siamo nel pezzo, lo viviamo tutti i giorni e ci sarebbero anche le soluzioni. Il problema è che non ci ascoltano, Presidente, perché l'obiettivo è altro. Non è questo l'obiettivo di dare lavoro, di cercare come fare, di agevolare. È un altro l'obiettivo, complicare. E dove si nascondono dietro la burocrazia? Chi è che mette la burocrazia? L'abbiamo messa noi, Presidente? Chi è che ha deciso di mettere questa burocrazia? Da dove parte il male? Parte dalla burocrazia, perfetto. Chi l'ha messa? Chi è che non vuole toglierla? No, perché a questo punto tutti hanno il problema della burocrazia, vuol dire che qualcuno non sta ascoltando. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Purtroppo c'è un problema. Ciao Mirella e buongiorno. Sì, ti ascolto bene, vai, ti ascolto. Purtroppo siamo a parlare di robe che fa ribrezzo solo che parlarne ancora. Perché? Ma che mondo viviamo? Il sacre suo è pensione 3 euro, il sacre suo è sua dei senatori 7.000. È vergognoso. Ma perché se c'è bisogno dei soldi, dovremmo da fare un sacrificio agli altri pensionati? Perché non fa un sacrificio a valori e se di mesa è il suo stipendio, che si define che è mia? Ma da cosa stiamo a parlare? Magari non da vergognarsi solo che votarli. Quella gente che pensa solo che paroli, ma non ti vedi, ci fa i fasti, i feste, roba politica, qui sei i nostri, tutto qui sei i nostri. Ma se non ha vergogna ancora di più, i giovani non hanno lavoro, anche chi che lavora ha fame, perché con 1.000 euro, 1.200, la famiglia con fiori fa fame, e lavorando, e non è vergognoso. E parla di aiutare gli altri paesi, e guerre, e Albania per i cosi, per gli immigrati, 1 miliardo. Ma di cosa stiamo a parlare? Mettete posto alla povera gente, gli artigiani, la gente che lavora, i contributi agli artigiani si paga loro, perché i primi soldi che incassa un artigiano di qualsiasi mestiere che faccia, che sia un artigiano, i contributi che si paga
Uno che lavora sotto lo Stato, hai dato 1.000 euro e paga 1.800, più i contributi pagai che gli paga lo Stato. E c'è una bella differenza, bisogna aiutarli, gli artigiani, è il tessuto di un paese come il nostro, specialmente nel Veneto. Va bene, ne avremo ancora gente che si pone ai mobili, a indorare i mobili, i quadri, restauri, perché questo è Veneto, è vera, è a culla dell'arte, ne è serenissima. Siamo buoni a fare i lavori, abbiamo sempre avuto gente competente e brava. Bravo, lasciami andare avanti Rinaldo, ti ringrazio di quello che hai detto, adesso devo andare avanti perché sennò non ce la faccio e sono tante le cose che dobbiamo chiedere al Presidente, soprattutto questi giovani. Come li vede lei Presidente questi giovani? Perché io punto molto su di loro, per me ecco, fanno vedere una faccia sbagliata di questo mondo giovane che invece è molto importante e anche forse ha quella manualità che nessuno crede, basta tirargliela fuori e questo può fare anche questa scuola dell'artigianato. Prego Presidente. Beh, i giovani è vero che sono pochi, perché sono oggettivamente pochi, però è anche vero che hanno anche un indice di scolarizzazione che per esempio la mia generazione non aveva. E ce ne sono tanti di bravi, di preparati e ce ne sono anche tanti di buona volontà. Poi è vera la cosa che noi adulti, e io ho 60 anni, la mia generazione sta facendo tantissima fatica a lasciare spazio ai ragazzi. È nelle cose, è nei dati di fatto. Perché tu quando vedi anche all'interno di una situazione come la nostra, quei pochi che ci sono, noi abbiamo rinnovato le cariche e siamo riusciti con grande fatica a tirar fuori alcuni nomi sia della giovani che dell'area femminile, perché è comunque un mondo che arricchisce anche il mondo nostro, se no tu ritorni, inevitabilmente tu a una certa età fai le cose come sei abituato a farli, fai fatica a innovare, fai fatica a avere pensieri nuovi. Il ragazzo ha pensieri nuovi, ha per sua natura, come lo eravamo noi quando eravamo giovani, per sua natura quella capacità di generare valore aggiunto. Ecco. E questo ce l'hanno anche le donne, che è un'altra categoria che noi facciamo fatica a lasciare spazio e che è fondamentale invece che, ripeto, torniamo al tema del rugby, sostenere un verbo plurale, mette in gioco tutti. Poi avanzare, fare la corsa in meta, secondo me chi ha buone gambe, un ragazzo giovane ha buone gambe per arrivare in meta. Dobbiamo dargli la possibilità di farlo però. E purtroppo è proprio, l'ha detto anche molto bene, c'è qualcuno che fa fatica a mettersi all'atto, non c'è niente da fare e questo giovane lo sente e viene molto penalizzato. Pensi Presidente che un ragazzo mi ha fermato proprio per strada e mi ha detto: sa Mirella, lei che dice sempre in televisione che dobbiamo metterci in prima linea, cercare lavoro, sono andato per vedere se trovavo qualcosa da fare, lavaggio delle macchine. Sa Mirella che mi hanno chiesto il curricula anche per lavare, gli ho detto: ma cosa devo fare il curricula per lavare la macchina? Ma perché? Perché invece di dirmi magari, ma visto che tutti cercano, questo ragazzo è rimasto perplesso, non in quanto il curricula, ma non è la prima cosa che doveva chiedermi secondo questo ragazzo. È un'altra la cosa, hai voglia di lavorare? Avrebbe dovuto chiedermi, questo me l'ha detto il ragazzo, hai voglia di lavorare? Sei sicuro di farcela? Ecco, com'è il sabato e la domenica? No Mirella, la prima cosa mi hanno chiesto il curriculum, sa cosa ho fatto? Mirella, sono venuto via, perché mi sono sentito veramente umiliato in quello che era proprio il principio del lavoro. E io gli ho detto che ha fatto bene, Presidente, perché non era sicuramente per lui il posto adatto. Non si può un ragazzo che cerca lavoro la prima cosa chiedere il curricula. Io capisco che fosse un lavoro, come dice lui, impegnativo, un lavoro. Ma la prima cosa, chiedimi se ho voglia di lavorare, ce la fai, visto che tutti dicono che non ce la facciamo a lavorare. No, non ci siamo proprio. Andiamo a vedere allora anche questi controlli di sicurezza sul lavoro da parte dei carabinieri. Andiamo a vedere. Controlli sicurezza lavoro carabinieri.
8 attività sospese, 3 lavoratori impiegati in nero, 13 aziende sanzionate, 150.000 euro di ammende. È il bilancio dei controlli dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Treviso in cantieri edili tra Cappella Maggiore, Montebelluna, San Fiore e Conegliano, ma anche in negozi e locali a Pederobba e Tarzo. Tra le attività sospese, 6 avevano gravi violazioni sulla sicurezza, una per l'impiego di lavoratori in nero e una per entrambe le ipotesi. Durante un controllo in un cantiere edile, i militari hanno trovato un lavoratore di origini straniere impiegato in nero e irregolare sul territorio nazionale che stava eseguendo delle lavorazioni utilizzando un ponteggio non idoneo. Si è quindi proceduto alla sospensione immediata dell'attività. Analogo provvedimento per il medesimo motivo in altre 3 aziende della marca. Per quanto riguarda invece i controlli negli esercizi pubblici del commercio, sono 2 le attività sospese. In un caso è stata identificata una donna impiegata in totale carenza previdenziale assicurativa e quindi in nero, che stava lavorando all'interno di un bar, mentre in un altro esercizio commerciale il datore di lavoro non aveva provveduto a redigere il documento di valutazione dei rischi, fondamentale per garantire la sicurezza dei lavoratori all'interno di un'azienda. Complessivamente nel corso degli accertamenti sono state riscontrate diverse violazioni che hanno portato a circa 150.000 euro di sanzioni. Abbiamo in linea Vladimiro da Rovigo. Ciao Vladimiro. Ciao Mirella, volevo fare una domanda a ragionamento velocissima al tuo ospite. Prego. Come esempio la sanità, no? Cioè, se lo Stato o la funzione pubblica sa quanti ospedali sarà in funzione tra 5 o 10 anni, quante specializzazioni all'interno dell'ospedale sarà in funzione, sa anche più o meno prevedere quante persone del sanitario andrà in pensione nel corso degli anni, può farsi un'idea di quanto personale potrà servire tra 5, 10 e 15 anni e quindi quanti studenti potrà iscriversi all'università per uscire laureati al momento giusto. No? Potrà essere qualcuno in più o in meno, ma se c'è una programmazione, una conoscenza del futuro, è possibile fare. Per me è un discorso abbastanza uguale, riguarda gli studenti che fa le scuole professionali o artigianali, che poi va a lavorare nell'industria o nel terziario. No? Cioè, però quello che serve a questo livello qua è che lo Stato abbia un progetto, un programma industriale complessivo fatto bene anche nei particolari. In questo modo allora è prevedibile quanti artigiani, quanti operai potrà servire nei prossimi anni e quindi anche andare a finanziare e aiutare queste scuole. Un'altra cosa, se un ragazzo sa che facendo il lavoro di artigiano, tanti tipi di lavoro, guadagna bene e non fa fatica, perché ormai la tecnologia ha eliminato praticamente la fatica, mi penso che tanti ragazzi accetteria tranquillamente di lavorare in fabbrica, nelle officine o nelle aziende artigianali. Quello che non va bene adesso è che purtroppo tutto questo ambiente qua del lavoro è lasciato dallo Stato a se stesso, cioè è in balia del mercato, di tante cose che non è frutto della programmazione, della progettazione, ma della casualità. E in più anche molte volte il lavoro non è pagato bene, non è sicuro, quindi è naturale che un giovane non è portato a fare questo lavoro di sua scelta, ma solo se non ha altro lavoro da fare. Però ripeto, per me è fondamentale che lo Stato progetti e programmi, faccia un progetto industriale per il Paese che dà la possibilità a tutti i soggetti, come dire, di comportarsi di conseguenza. Poi è l'ultimissima due secondi. Chi è che vuole burocrazia? È facile. Poi che vuole vivere senza lavorare, perché la burocrazia aiuta solo questa gente qua. Ciao Mirella, buongiorno a tuo ospite. Sì, ma se tu non la metti non l'aiuta questa gente qua, siamo sempre là. No, io la adopero perché tu me l'hai messa, ma se io la tolgo tu non la adoperi più. Prego, Presidente. Non la sentiamo, Presidente, voce? Sente? Adesso sì. Okay. La prima è come essere attrattivi per i ragazzi. Ed è vero che c'è questo. Ha cambiato qualcosa sull'audio, Presidente, perché adesso non si sente bene. Ha toccato qualcosa, Presidente? In sbaglio? Teoricamente. Adesso per riprovi. No. Sentite? Adesso sì. Ok. Probabilmente è la tecnologia che si
Allora, no, io dicevo, gli artigiani devono investire sulla produttività. No, non si capisce niente, Presidente, dobbiamo interrompere perché andiamo in pubblicità, intanto sistemiamo l'audio del Presidente Romanello. Pubblicità. Salutiamo anche il nuovo ingresso, un nuovo ospite che è Antonio Ferraro, esperto in immobiliare a Treviso, ma parleremo di tante cose con Ferraro perché siamo anche curiosi di capire, perché prezzi alle stelle, tutto alle stelle, e per le famiglie normali come si fa? Allora salutiamo proprio Antonio Ferraro. Allora, come sta andando questo immobiliare? Perché ho sentito anche l'altro giorno non si riesce a trovare un appartamento in affitto, i costi sono altissimi se lo vuoi acquistare, ma soprattutto tanti appartamenti chiusi perché non si fidano di affittarli. Come mai questa cosa? Anche chi ha un lavoro fa fatica ad avere un appartamento, a trovare un appartamento in affitto. Prego. Sì, Milena, intanto grazie. Mirella, grazie mille e saluti a tutti. Sicuramente è un bel problema, purtroppo adesso la legge non tutela chi mette una casa in affitto e quindi molti decidono di venderla oppure di non darla proprio in affitto e quindi ci sono tantissimi immobili che sono disabitati, vuoti, e tanti clienti non riescono a trovare case in affitto, anche clienti, come dicevi giustamente, che sono referenziati e quindi che hanno delle ottime referenze. A questo punto io chiederei, Ferraro, anche se non sarà il caso, di riorganizzare il tutto anche coi datori di lavoro, che possono essere gli industriali, possono essere gli artigiani, come garanzia, come fondo di garanzia, perché non è possibile questa cosa qua. Cioè io lavoro, ho anche bisogno di una casa. Ecco, sentiamo anche cosa ne pensa il Presidente Romanello, perché bisognerà pur trovare la casa a questi lavoratori. Una volta i nostri illuminati, perché i nostri industriali illuminati, i primi, avevano la fabbrica, però costruivano a fianco della fabbrica, ecco, come l'apprendistato, avevano visto lungo già allora le case per gli operai, perché giustamente è vicino anche alla fabbrica. Capito che il know-how, e soprattutto per l'impresa, è l'operaio, inutile che ce la diciamo, perché se l'operaio non lavora... Olivetti ha fatto scuola su queste... La Piani, abbiamo proprio dei nomi veramente. Perché non si è più capito che bisognava essere più illuminati, ma bastava anche copiare, non è? Io dico sempre, sa Presidente Romanello, magari uno yacht in meno e un palazzo in meno nei centri storici o nelle cose di villeggiatura, forse aiuterebbe anche qualcuno a capire che se perdiamo l'operaio e l'artigiano non ce ne sarà più nessuno, come per l'agricoltura. Perché non si riesce a capire invece l'importanza della casa, di avere la casa per andare al lavoro? Perché secondo me sono a pari, Prego. Presidente Romanello. Beh, allora, intanto conosco pochi artigiani con lo yacht e con la villa. Sì. No, è unico. Ho parlato di industriali io, ok. Dicevo che però anche lì ci sono come prima riusciva a collocare i propri dipendenti, sta costruendo l'edificio. Allora, noi quello che possiamo fare è dare sicuramente delle garanzie, cioè nel momento in cui una persona che è dentro la non si è capito niente, Presidente, l'audio non è buono come prima purtroppo. Allora se intanto sistemiamo. Ferraro, secondo lei cosa bisognerebbe fare per cercare invece di capire che anche i centri storici non devono avere solo gli attici a 5 stelle, devono fare anche degli appartamenti per le famiglie normali, per i giovani? Prego. Beh, assolutamente, sicuramente stiamo vivendo anche un momento in cui le persone stanno uscendo dal centro storico, basti pensare anche a Treviso, purtroppo è inavvicinabile per la maggior parte delle persone. Siamo anche i prezzi, che così capiamo un attimino. Calcoli che dopo il Covid c'è un'impennata pazzesca dei prezzi, specialmente il nuovo, vuoi le normative europee che hanno imposto ai costruttori di adeguare gli immobili, quindi pannelli fotovoltaici, isolamenti di un certo tipo, e è schizzato, diciamo, il prezzo della costruzione, e dall'altra parte c'è una domanda molto alta e l'offerta è poca, e quindi chi vuole venire in centro deve sborsare tanti soldi. In centro
Il nuovo va dai 3.000-3.500 euro, ma abbiamo toccato anche delle punte con 5.000 euro al metro quadrato, quindi diciamo, ha completamente tagliato il ceto medio, ceto medio e ceto basso per l'acquisto degli immobili in centro storico. E l'usato? L'usato ha un divario, comincia ad avere sempre più divario rispetto al nuovo, e se una famiglia vuole acquistare un immobile ad un prezzo, diciamo, buono, di mercato, un prezzo avvicinabile, deve direzionarsi su degli immobili da ristrutturare, e quindi anche lì dovrebbe comunque investire sul riportare un immobile a delle condizioni energetiche quotidiane. E che prezzo c'è sull'usato, diciamo così, tanto per avere un'idea? Sì, allora dipende ovviamente dalla realtà, però andiamo dai 1.200-1.300 euro di comuni come Paese, che sono nella prima periferia, a comuni come San Biagio di Callalta, che arriva fino ai 1.500. Calcola che prima del Covid si arrivava almeno a 1.200, quindi c'è stato veramente un aumento considerevole prima del Covid e dopo il Covid. È uno spartiacque, diciamo. E poi devi pensare che lo devi anche ristrutturare, perciò non è che alla fine costi così poco anche un appartamento usato. Ma quello che secondo lei vede, che richiesta c'è? Cos'è che vuole? Parliamo anche, allora, l'alto, diciamo il 5 Stelle deve avere cosa? 4 camere, 4 bagni, 4 garage, la piscina alto, non solo il bagno, ma anche, cioè dobbiamo anche capire? Sì, allora abbiamo visto che dopo appunto il Covid, dopo appunto che le persone hanno vissuto la casa in maniera diversa rispetto a prima, si prediligono spazi molto ampi, quindi sicuramente anche i costruttori hanno iniziato a ascoltare le esigenze di queste persone e andando a costruire soluzioni più ampie. E basti pensare che fino a un po' di anni fa l'immobile tipico era il 2 camere, quindi il trilocale. Adesso invece le famiglie vogliono spazi più ampi, quindi 4 camere, 3 camere, quindi lo studio integrato in casa per fare magari lo smart working, e quindi ovviamente tutto questo aumento di volume per il costruttore ha un costo e si riversa verso appunto poi le persone che vogliono acquistare l'immobile. Mentre la famiglia normale, diciamo, cosa chiede? La famiglia normale chiede indipendenza, chiede comunque magari un giardino privato per, diciamo, avere uno sfogo in più, e chiede sicuramente degli spazi maggiori rispetto a quelli che chiedeva fino a 10-15 anni fa. Sarebbe? E sempre una zona giorno grande per la convivialità, le 3 camere sono il must. 3 camere? 3 camere da letto, sì, sono il must, anche perché si spera che così facendo aumenti anche la natalità e quindi comunque ci siano degli spazi in più per i bambini, per vivere al meglio la casa, ecco, la loro casa. Ma secondo lei questa cosa finirà e si capirà che forse è anche piccolo e bello, nel senso che ho diversamente giovani con delle case anche molto belle, ma vuote, perché i figli non rimangono in casa quando iniziano a crescere, specialmente poi chi studia e vuole fare anche esperienze all'estero, molti non tornano neppure più e loro si ritrovano con queste mega case che non servono a niente. Secondo lei c'è un'idea del futuro veramente concreta, oppure devo avere quello che al momento mi serve, poi non mi interessa, ma al momento voglio questo? Cioè bisogna cambiare anche un po' la filosofia, perché poi cosa se ne facciamo di queste case enormi? Sì, allora è cambiato, diciamo, il modo di vivere la casa, perché fino agli anni 70, anni 80 si prediligeva una casa, ovviamente il potere d'acquisto era diverso, e si prediligeva una casa dove la persona stava per tutta la vita, la coppia stava per tutta la vita. Adesso invece, media appunto nazionale, si cambia casa ogni 7-8 anni, quindi adesso c'è magari il giovane che compra il mini appartamento o l'appartamentino piccolo perché ha quelle disponibilità, poi magari vende per ricomprare un immobile leggermente più grande, se ha la possibilità e la fortuna compra magari l'immobile indipendente, che può essere la villetta, può essere, diciamo, una casa col giardino, e dopo, come diceva giustamente lei, si ritorna al piccolo e quindi ovviamente si vende, è un giro. Io negli anni, sono ormai 18 anni che faccio questo lavoro e ho visto diciamo questa escalation, cioè il fatto che arrivi dal più piccolo, vai dal più grande e dopo gli anziani ritornano giustamente all'immobile più gestibile. Allora andiamo a vedere anche, vediamo se la regia riesce a mandare anche quello che è successo anche a Treviso in centro storico, perché vale la pena di vedere cosa fanno certi ragazzi, sono pochi ma fanno molto male, bisogna veramente cercare di fermarli con la fontana delle tette. Andiamo a vedere.
Sono diventate virali le sequenze che raccontano dell'ennesimo atto di vandalismo in città con protagonisti giovanissimi. Sullo sfondo uno dei luoghi simbolo di Treviso, la Fontana delle Tette, coinvolta anch'essa dal lancio degli addobbi natalizi strappati dagli allestimenti della vicina galleria, attimi immortalati dalle telecamere del negozio Livolsi con lo stesso titolare che ne ha diffuso le immagini via social. Fa vedere una situazione di ragazzi ingestibili, quasi impuniti nel poter fare ciò che vogliono nella città senza curarsi nemmeno addirittura di un posto privato, perché la galleria è privata con accesso pubblico e noi, essendo gioielleria, abbiamo anche le videocamere con tanto di cartelli con scritto area videosorvegliata. Ciò nonostante si sentono impuniti e possono fare quello che vogliono. Inizialmente destinate solo agli amici più stretti, le immagini sono poi diventate di dominio pubblico, complice anche la location. Lo stesso negoziante non si tira indietro e, riferendosi alla violenza giovanile, parla di un'escalation. È un fenomeno che è andato in crescendo ormai da diversi anni, direi quasi un decennio, poco meno, ma sempre di più. Mi viene strano pensare che non si riesca a gestire la cosa con i mezzi, la polizia, gli ordini di controllo. Ed è qui che Livolsi torna con la memoria al 2020-2021, alle manifestazioni dei commercianti in ginocchio per il lockdown. Eravamo un centinaio di persone, c'era polizia e Digos dappertutto e ci controllarono tutti quanti, chiesero documenti a tutti, c'era proprio spiegati in forte con la Digos lì pronta a far scattare denunce, eccetera eccetera. Come mai non si adoperano invece per questi che sono veri e propri delinquenti? Allora, come mai? Perché appunto c'è l'impunibilità e loro lo sanno benissimo perché sono più avanti di quello che si pensa. Il problema è che questi pochi cominciano veramente a stancare. Cominciano a stancare perché rispetto a quelli che si comportano bene veramente sono numeri molto più ristretti. Il problema è che nessuno si decide a fermare questo. Anche per una città, per un centro storico, anche vedere queste immagini anche dal turista, da fuori. Ecco, che immagine secondo lei diamo? Lei cosa ha provato, Ferraro, vedendo questo servizio? Beh, sicuramente tanta amarezza, anche perché la Fontana delle Tette è uno dei simboli della nostra Treviso e quindi veramente mi ha lasciato sicuramente a bocca aperta e sgomento, anche perché c'è un'impunibilità di fondo su questi temi, quindi anche il turista, vedendo appunto questo tipo di video, di bravate, ha paura a girare magari la sera da solo per la città. Ecco, questa paura che non fa bene. Io dico sempre, Ferraro, e continuo a dirlo, che viviamo in una città tranquilla, tutto sommato, non è che dobbiamo che passi questo messaggio come stanno cercando di far passare, guai uscire dopo le 15, 16 ormai perché hai il nemico dietro l'angolo. No, non è così, ci sono veramente delle zone che devi stare un attimo più attenta, allerta, però dire che Treviso non è tranquilla perché ci sono questi piccoli bulli da strappazzo, come li chiamo io, perché nessuno ha il coraggio di fermarli. Prima c'era la sinistra, adesso c'è la destra, se qualcuno vuole spiegare come mai non si fermano, no, perché passano sempre il cerino. Il problema è che se li lasciamo continuamente fare e non li puniamo non andiamo da nessuna parte, e questo non può essere in una città, veramente nelle nostre città, perché io parlo da nord a sud perché i problemi li hanno tutti, sono tutti uguali, di questi ragazzi che si permettono di fare delle cose inaudite perché tanto chi se ne frega, nessuno può farmi niente. Allora, Presidente Romanello, adesso vediamo se funziona il video. Proviamo, ma già all'inizio mi sembra bene perché si sente subito. Appunto Ferraro diceva questo problema della casa, queste case anche molto grandi, ecco, c'è sempre questa voglia di avere degli spazi ampi e qui l'artigiano fa del suo meglio perché vediamo anche come lavorate. Com'è la situazione, visto che le materie prime continuano veramente a crescere? Io mi domando cosa costerà una casa se va avanti così fra 2 o 3 anni, perché veramente è incredibile. Ecco, le materie prime, Presidente, come funziona? Perché veramente sono di prezzi assurdi? Io tra l'altro lavoro nel mondo dell'impiantistica perché sono un impiantista. Quello che sto vedendo nei cantieri che stiamo facendo adesso
è un costo, nella lievitazione del costo finale enorme. Non sempre le materie, adesso io parlo di impianti, quindi componente elettronica, componente cavi, hanno avuto un implemento naturale, sono cresciuti subito dopo il Covid, si sono un po' riallineati, si hanno un po' riassestati, però i prezzi indubbiamente stanno crescendo. Faccio fatica, devo dire la verità, a capire perché crescano così tanto rispetto solo a qualche anno fa, quando la qualità del prodotto è quella, insomma, non è... Ho la sensazione, ma è una mia sensazione personale, che ci sia un po' di speculazione su questo settore, soprattutto nel settore dell'edilizia in questo momento, perché i prezzi stanno salendo un po' troppo. Sa, Presidente, che me l'ha detto la stessa cosa un chirurgo. Ha detto io faccio questi interventi, ma il filo è sempre lo stesso. Non è che mi abbiano cambiato il filo. Anch'io non riesco a capire, ha detto questo chirurgo, qui era seduto dove era seduto Ferraro, da dove proviene questo aumento. Non riesco a capire, però nessuno ce lo spiega. Cioè tutti parlano, ma poi noi a casa non riusciamo a capire niente, perché la trasparenza in questo paese non esiste. Non c'è nessuno che spiega, come dice Romanello, perché questo ha aumentato di prezzo, quali sono i motivi. E questo invece fa veramente arrabbiare le persone per bene. Anche il chirurgo era arrabbiato. Ma perché questo filo deve costare così tanto? Che è lo stesso filo che adoperavo anni fa. Sentiamo Yolanda da Badia Polesine. Ciao Yolanda. Ciao, buongiorno a tutti e anche ai signori ospiti che hai lì. Io volevo fare una precisione mia personale. Io questi bulli non le darei punizioni, le darei solo la punizione di fare lavori umili, pulire le città, accudire certe persone e basta. Lavori umili, perché queste persone serve solo questo. Grazie, arrivederci, buongiorno. Bene, non è male il discorso, sai Yolanda, di farli lavorare. Il problema è, cara mia, che sono super protetti, vai a toccarli. Tu pensa che un giudice ha detto alla Mirella Donna, d'altra parte la legge è applicata, nella mia proposta di impegnarli nello sport, studio e sport, invece di studiare 6 ore, studiare 12 magari, e dopo fargli fare sport, dopo studiare, fare sport, mi ha detto, si può mica obbligare un ragazzo a 14 anni a fare sport, se non vuole farlo. Cioè non si possono obbligare a fare niente. Non si possono obbligare. Chi è che ha messo in piedi questo po' di ambaradan? Presidente Romanello, ecco, come si fa? Se lei avesse la disponibilità di questi ragazzi nella massima sicurezza, quello è fuori discussione, ci mancherebbe. Ecco, la mettiamo al primo posto. Ma quanti magari ragazzi, invece di fare delle cavolate come abbiamo visto, che poi le paga tutta la comunità, certo, perché poi alla fine siamo sempre noi che paghiamo, ecco, secondo lei cosa bisognerebbe fare per intrigare di più questi ragazzi, per coinvolgerli di più, lavorare no, studiare no, divertirsi sì tanto? Prego, Presidente Romanello. Beh, intanto va detta una cosa, che fa più rumore un albero che casca che non una foresta che cresce, quindi a fronte di qualche personaggio fuori dalle righe ci sono tanti ragazzi in gamba e tanti ragazzi che hanno bisogno di avere occasioni per essere messi in prova. Quei pochi che abbiamo nel mondo dell'artigianato, se gli si dà spazio, gli si dà motivazione, da indagini che abbiamo fatto, sono tra quelli che hanno più entusiasmo nel stare all'interno del lavoro. Addirittura la remunerazione economica va in secondo piano se vedono una prospettiva di crescita e se vedono una prospettiva di valorizzazione come persona. Quindi questo vuol dire che la maggior parte delle persone, la maggior parte dei ragazzi, se gli si danno gli strumenti, se gli si dà gli spazi, io penso anche un'altra cosa: perché vanno in piazza? Perché c'è gente che va in piazza e non ha altri luoghi dove magari poter stare, perché torniamo anche ai discorsi di prima. Se facciamo fatica, se vogliamo normalizzare, se vogliamo regolamentare, burocratizzare gli oratori, alla fine gli oratori si chiudono e quelli che erano degli spazi naturali che abbiamo sempre vissuto, dove potevamo anche fare qualche cazzata, mi perdoni l'espressione, ma nel senso naturalmente del rispetto delle cose degli altri, dove potevamo sfocarci, lì non c'è più.
Quindi dobbiamo chiedercelo anche che cosa stiamo dando ai ragazzi. Allora, Presidente Romanello, io nella seconda parte, anzi nella terza parte, avrò un imprenditore che ha voluto ritornare a Sveglia Veneti perché è molto preoccupato di come si aprirà il 2025. Dice: io non vedo la luce nel tunnel, Mirella, anzi vedo sempre più buio. Se qualcuno mi vuole spiegare, visto che qualcuno ha il coraggio di dire che va tutto bene, che non c'è problema, io invece sono molto preoccupato. Lei è preoccupato, Presidente Romanello, cos'è che vede invece del suo importante osservatorio? Beh, che i segnali che notava il collega sono da condividere. Se voi andate a vedere i dati, noi abbiamo, perché allora qui bisogna stare attenti a non confondere diciamo, i dati con le sensazioni, però i dati ci dicono che la cassa integrazione sta crescendo molto nel settore della meccanica, nel settore della plastica gomma. Cioè c'è un'industria che sta facendo fatica, e quindi tutto l'indotto va di conseguenza. Sì, c'è una forte preoccupazione, perché comunque noi siamo anche un qualcosa di che è collegato come fornitura anche al stesso sistema tedesco, e se si fermano loro per caduta anche noi abbiamo dei contraccolpi. Quindi no, non vedo tutte le rose che vede qualcuno, vedo tante spine, spero che si lavori per coltivare le rose. Senta Presidente, io ho aperto la trasmissione leggendo le letterine di Natale, ma lo faccio anche con gli ospiti. Se lei dovesse scrivere una letterina a Babbo Natale, cosa chiederebbe come regalo per il 2025, Presidente Romanello? Tanto la salute per tutti, perché poi se non partiamo dalla salute difficilmente. Poi in seconda battuta che il sistema sanitario ci dia una mano quando dovesse capitare qualche incidente di percorso, e poi dobbiamo tornare a valorizzare secondo me il lavoro, perché come diceva lei prima, il lavoro poi è quello che ti dà il senso per cui vivere. Noi non dobbiamo vivere per lavorare, ma lavorare per vivere, però il lavoro deve essere dignitoso. Quindi quello che io ho una età in cui mi avvicino più alla pensione che non è, però quello che spero appunto dopo la salute e la cura della salute, quando non c'è, che ci sia un lavoro dignitoso, e su questo dobbiamo rimboccarci le mani. Grazie, veramente grazie al Presidente della Confartigianato Imprese Treviso, Flavio Romanello, di essere stati con noi. Buon Natale Presidente, a lei, tutta la famiglia, tutta la sua squadra, veramente buon Natale di cuore, grazie per essere venuto a Sveglia Veneti. Mentre Ferraro rimane, andiamo in pubblicità. E vediamo questo video. Ed è con noi Tony Venturato, giornalista, scrittore, presidente Paracadutisti Trevigiani. Eccolo qua. Ciao Tony, come stai? Sto bene, grazie. Spero lì tutto bene. Sì, tutto bene. Allora raccontaci un po' di queste avventure che stai continuamente vivendo, soprattutto questi libri che scrivi. Sei diventato uno scrittore, fai di tutto e di più, sei un paracadutista. Vai Tony, cosa ci racconti? Com'è stato il 2024? Beh, è stato un 2024 favoloso. Devo dire che la maratona di New York, quella che io ho chiamato maratona inclusiva, è andata veramente oltre ogni aspettativa. Siamo riusciti a portare 4 atleti speciali alla maratona di New York. Sono arrivati all'arrivo, sono tornati propositivi, felici, con la voglia di convincere i propri simili a partecipare ad altre esperienze sportive. È andato tutto bene. Diciamo che questa volta, anzi quest'anno, abbiamo avuto anche tanti sponsor o enti che ci hanno in qualche modo patrocinato e che quindi ci hanno regalato tanta visibilità, quella che poi è servita per portare avanti il progetto, perché come hai detto tu prima, perché ti ho seguito, purtroppo c'è questa maledetta burocrazia che ci sta
veramente legando con le catene, che ci sta creando tantissimi problemi, una burocrazia infinita relativa a 10.000 carte da preparare, ad assicurazioni, a patrocini particolari che vanno in ogni caso poi richiesti, confermati, riconfermati, mandare fax, email. Addirittura una persona mi ha detto: mi mandi un fax con la firma certificata. Come si può mandare la firma certificata a mezzo fax? Cioè, ci sono delle situazioni veramente assurde. E tra l'altro io volevo esprimere, Mirella, la solidarietà nei tuoi confronti per quanto riguarda il Banco Solidale. Ho sentito il tuo appello in apertura e vorrei dire che spesso e volentieri ci sono persone che vengono alla conclusione, o al Banco Alimentare nel tuo caso, o alla conclusione di queste bellissime iniziative che noi portiamo avanti esclusivamente per farsi dei selfie. E sarebbe bene che invece queste persone imparassero perlomeno a rispondere al telefono quando noi cerchiamo di contattarle. Senti Tony, volevo chiederti anche una cosa, tu che giri il mondo per questa maratona, ecco, che vedi anche quel problema dei diversamente agili, perché io faccio fatica a capire cosa sta succedendo. Allora, ci sono le Olimpiadi, questo fiore all'occhiello che molti si vantano, e poi ho i diversamente agili che non riescono a trovare gli alberghi, i ristoranti, perché non tutti sono accessibili. Ecco, i trasporti non ne parliamo. Com'è la situazione quando si va all'estero? È quella che abbiamo in Italia o è migliore? C'è stata questa sensibilità oppure tutto il mondo è paese? Ecco, ad esempio, quando tu parti, arrivi su questi paesi, cosa vedi? Cosa trovi proprio come barriere architettoniche? Oppure hanno fatto dei passi in avanti rispetto a noi molto grandi? Allora, io ti parlo soprattutto per quello che è il mondo americano, statunitense, perché lì ci vado spesso e lavoro, e ti posso dire che la disabilità viene vista in maniera diversa rispetto all'Italia, nel senso che le persone diversamente abili hanno delle vie preferenziali per qualsiasi cosa, dalla metropolitana agli ascensori e così via. Nessuno mai oserebbe prendere un ascensore passando davanti ad una persona in carrozzina, perlomeno negli Stati Uniti o a New York, cose che invece capita spesso in Italia. Guardate, ci sono spesso gli ascensori che magari non funzionano, che hanno dei problemi in una città grande come New York, in una metropoli, e si vedono persone che prendono le carrozzine e portano giù praticamente queste persone, questi amici con delle disabilità, e le portano fino ai sotterranei dove partono poi i treni, cose che in Italia non avviene quasi mai. Corsie preferenziali anche per quanto riguarda i supermercati, le casse per esempio, ma mai nessuno sognerebbe di passare davanti a un disabile, una persona in carrozzina. C'è un altro welfare, c'è un altro spirito, c'è e gli alberghi, Tony, gli alberghi, i ristoranti come sono? Allora, tutte le camere hanno l'opzione per la disabilità, di solito sono tutte quante al piano terra o al primo piano, con un ascensore riservato, hanno le entrate che sono leggermente più grandi per poter passare non solamente con le carrozzine da 80 cm, ma anche con quelle da 100 cm, perché sai che in America magari ci sono persone obese, molte di più rispetto all'Italia, e che quindi utilizzano le carrozzine da 100 cm. Hanno veramente dei sistemi particolari. Io stesso, quando prenoto l'albergo dall'Italia, mi esce il flag se voglio una camera per disabili o una camera normale. Immediatamente è tra le prime richieste che mi viene puntata, e il prezzo è lo stesso. Avete capito? Perché è giusto anche capire come funziona. Allora sentiamo anche cosa ha detto il ministro Salvini per lo spostamento delle elezioni regionali, e poi vorrei sia il commento di Venturato che anche di Ferraro. Andiamo a sentire. Ci sono alcune regionali in calendario per l'autunno 25, Veneto, Marche, Toscana, Puglia, Campania e Valle d'Aosta. Io ho proposto al tavolo del centrodestra di spostarle a primavera 2026, perché votare in autunno sotto la neve, sotto l'acqua o in tempi di legge di bilancio è sempre un casino, e anche perché siccome le Olimpiadi
Milano-Cortina 2026 le ha volute la Lega, le ha ottenute la Lega, le ha governate la Lega, le sta costruendo la Lega e le stanno portando avanti 2 governatori, Attilio Fontana e Luca Zaia, mi sembrerebbe giusto che Luca Zaia potesse accendere la fiaccola olimpica a febbraio 2026. Allora, Tony Venturato, le ha volute la Lega sostiene in tutto e per tutto, però poi abbiamo questo problema che per i diversamente agili ancora non ci siamo. Allora, quando tu fai un'Olimpiade che la programmi, perché hanno programmato tutto, abbiamo la pista da bob, pensate, unica al mondo, per 40-50 atleti, forse, se ci saranno, ma hanno deciso di farlo. Il problema è che sono anche soldi nostri, direi, vorrei anche tenerlo presente. Ecco, come commenti queste parole del ministro Salvini, Tony? Allora Mirella, io scrivo di politica spesso e volentieri, soprattutto devo convincere gli americani che la politica italiana in teoria dovrebbe correre su binari corretti. Non mi trovo assolutamente d'accordo con ciò che è stato comunicato dal segretario della Lega. Per carità, ognuno avrà le sue opinioni, ma dire che devono stare in carica perché ci sono le Olimpiadi e quando magari 4 anni prima o 3 anni prima o in altre regioni si dice no, bisogna dare immediatamente la voce al popolo perché il popolo deve assolutamente scegliere da chi farsi governare, insomma mi sembra di capire che la bandiera tiri sempre da una parte e spesso e volentieri si cerca di portare acqua al proprio mulino. Ecco, c'è una cosa da dire, io non ho mai visto che in autunno in Veneto nevicasse o forse raramente, quindi si sarebbe potuto tranquillamente andare ad elezioni, per carità, dopodiché spetterà ai cittadini scegliere i propri governatori, i propri politici, però scegliere di posticipare addirittura le elezioni di determinate regioni perché abbiamo degli eventi, beh allora è veramente un'assurdità, non lo ritengo corretto. Sarebbe veramente inaudito. Allora la prossima volta che ci saranno degli eventi sportivi sposteremo anche le elezioni amministrative nei vari comuni per fare in modo che il sindaco precedente possa inaugurare l'attività o fare determinate celebrazioni. Sì, ma anche perché ha detto il ministro, ma magari nell'euforia di parlare, sotto la neve, sotto la pioggia, veramente andiamo all'asciutto a votare, si spera almeno, se no, se anche le scuole piove dentro non si sa o nevica dentro, però mi sembra che andiamo a votare all'asciutto, non in mezzo alla neve e alla pioggia, ma nell'euforia si possono dire tante cose. Sì. Però uno come lei, Ferraro, che sa invece veramente i problemi che abbiamo anche nel nostro territorio, il famoso ex ricco nord-est, sentire queste parole che il problema adesso sono le Olimpiadi e non di quello che ha bisogno il territorio. Cosa pensa? Purtroppo mi trovo d'accordo anch'io con Tony, diciamo, sono parole un po' buttate là secondo me. Non possiamo, se ci sono delle regole vanno rispettate, non si può ogni volta cambiare per fare, io non parlo né di destra né di sinistra perché non mi occupo di politica, però anche lei va a votare, spero. Beh, certo, sicuramente, sì, anzi, e sono uno dei primi a farlo e ci credo molto, però dobbiamo, se ci sono delle regole bisogna rispettarle, quindi secondo me non vanno cambiate a favore di un momento rispetto a un altro solo per, come diceva giustamente Tony, accendere la fiaccola olimpica a quella persona rispetto a un'altra, ecco. È anche vero, e qua lo chiedo all'immobiliarista, che anche un appartamento a Cortina costa anche 1.000 euro al giorno. Assolutamente. Al giorno. Allora io mi domando, Tony, vediamo se mi supporti, per chi sono queste Olimpiadi? Chi avrà la fortuna di accedere a vedere questi meravigliosi atleti? Chi avrà la fortuna di trovare gli spazi a lui consoni, anche se è diversamente agile? È tutto così a posto oppure è a posto solo per qualcuno? E gli affitti, ecco, questa zona turistica come è vista, Ferraro? Cosa ci racconta? Beh, diciamo che da quando hanno decretato Cortina come, diciamo, città ospitante, tutto è lievitato alle stelle. Ci sono alberghi che sono stati buttati giù, rasi al suolo e rifatti, molti ristoranti anche sono passati di proprietà, anche ultimamente il ristorante Vibratore
imprenditore appena passato di età, e c'è molto business dietro, appunto, anche a livello immobiliare, dietro queste Olimpiadi. C'è molto business? Assolutamente. Nell'immobiliare calcolate che Cortina è una meta, già lo era prima, adesso è veramente arrivata a prezzi stellari, sia per gli affitti sia per le compravendite, è ancora meno accessibile rispetto a prima. Perciò diciamo che ci sarà un'elite che potrà frequentare questi posti, se uno non ha la fortuna di abitare vicino magari, ecco, e di poter accedere. Tu Tony cosa dici? Come vedi questa storia di questi prezzi, di questi costi? Eppure tutti avremo il diritto, visto che sono pagati anche qui i nostri soldi, no? Perché veramente se fossero soldi loro, tutto sommato, ma siccome se li paghiamo anche noi, vorrei anche capire perché è preclusa a certi la possibilità di vedere, anche di partecipare a queste Olimpiadi. Prego Tony. Allora, ritengo che siano delle Olimpiadi elituarie, nel senso che c'è un'elite effettivamente. Basta anche solamente pensare a ciò che è relativo ai trasporti. Io mi chiedo come una persona come noi, come te, come il tuo ospite, può prendere l'auto, il treno, l'autobus ed arrivare a Cortina e a guardare magari la gara di sci o la gara di bob su questa fantomatica pista di bob che un domani, finite le Olimpiadi, chissà che fine farà. Ho visto proprio l'altro giorno un documentario sulla vecchissima pista da bob, rimasta lì per anni, pagata con un bel po' di quattrini, mai più utilizzata. Allora è un business, ritengo anch'io che sia un business, ma tutto ciò che è relativo agli eventi sportivi oramai è diventato effettivamente un business. Certo è che forse doveva essere fatto diversamente. C'è anche da dire che Cortina non è mai stata, insomma, una meta turistica particolarmente economica, ma certo che queste Olimpiadi l'hanno in qualche modo elevata al limbo di meta non più raggiungibile. Sport e giovani, com'è la situazione che vedi dal tuo osservatorio, Tony, anche per questi giovani, anche diversamente agili, ma che hanno portato talmente a casa tantissime medaglie che veramente sono un fiore all'occhiello, che hanno fatto capire invece, grazie anche alla possibilità di vederli, dico io, come non mai li abbiamo visto in questo anno, la sensibilità del popolo che si è avvicinato, li ha guardati finalmente. Io spero che si chiameranno in futuro Olimpiadi, perché queste Paralimpiadi proprio veramente non ne posso più, visto anche le medaglie, come ripeto, che hanno portato a casa. Eppure c'è sempre sto gap, anche le medaglie hanno prezzi diversi, costi diversi, premi diversi. Ma perché questo anche nel mondo dello sport? Perché questa divisione secondo te, Tony Venturato? Ah beh, qua Mirella sfondi non una porta aperta, sfondi un portone aperto col sottoscritto. Allora, io sono uno di quelli che dice che le Olimpiadi dovrebbero essere fatte in un determinato periodo, dall'inizio alla fine, coprendo tutti gli atleti. Non esiste la diversità tra atleta disabile o diversamente abile con l'atleta normalmente abile. Naturalmente il disabile deve fare delle gare e ci saranno delle situazioni particolari a lui dedicate, ma non ci devono essere le Paralimpiadi. Ma che senso hanno? Poi una cosa che veramente mi fa innervosire è la differenza economica tra le medaglie. Allora, voi dovete sapere che se un medagliato, un atleta normalmente abile, vince la medaglia d'oro, prende circa un centinaio di migliaia di euro come bonus, l'atleta disabile prende circa la metà. Ma per quale motivo? Per quale motivo? Oltretutto, e questo te lo garantisco di persona, sono anch'io un atleta disabile e quindi corro le maratone con disabilità. Ti garantisco che l'atleta disabile spesso e volentieri ci mette il doppio della fatica, il doppio dell'impegno dell'atleta normodotato. Per quale motivo non dobbiamo fare in modo che l'atleta disabile abbia le stesse garanzie anche economiche dell'atleta normodotato? Questo proprio non lo capisco. Allora andiamo a vedere invece questo mercato immobiliare a Treviso, poi lo commentiamo col nostro Antonio Ferraro. Andiamo a vedere.
Case più tecnologiche, case più costose. L'epopea del mercato immobiliare che ha vissuto dopo il Covid anni d'oro sembra essere al tramonto. La vendita degli immobili anche a Treviso ha subito un'inflessione almeno del 10%. Due le ragioni. L'offerta di immobili già esistenti è molto più bassa, mentre il prezzo di quelli di nuova costruzione è molto più alto, tagliando fuori di netto un'ampia fascia di acquirenti. Noi oggi abbiamo la media costo puro di costruzione che è aumentata di quasi il 40%. Però, ecco, vorrei dire questo, che acquistare una casa di quel tipo e poi utilizzarla ha dei costi di gestione ordinari molto ma molto più bassi. A parlare il presidente nazionale degli agenti immobiliari riuniti. L'offerta anche di immobili in locazione è molto più bassa nella Marca, questo anche perché tanti immobili sono oggi destinati al mercato delle locazioni turistiche o degli affitti brevi. È strano pensare che comunque se si pensa al nuovo, chi compra il nuovo è perché si sposta dall'usato, comunque sia disponibilità di usati ce ne sono non così, diciamo, non c'è questo ricambio a pari passo, manca proprio l'immobile usato. Si sta rivelando una bomba sociale questo, ma non solo per le persone che hanno effettivamente esigenze e magari sono meno abbienti, ma anche per manager, per persone che si spostano per ragioni di lavoro che oggi non trovano. Mobilità e servizi tra i criteri che guidano la scelta di un immobile per chi deve comprare casa. Chi compra predilige la vicinanza al centro rispetto alla periferia. Secondo l'osservatorio dell'Agenzia delle Entrate, le quotazioni degli immobili sono cresciute quasi del 6% rispetto al 2022. Allora Ferraro, questo che abbiamo sentito anche con Tony Venturato, il problema è anche del diversamente agile, che acquista o che affitta un appartamento, ma tutti possiamo diventare diversamente agili nel momento che ci facciamo male. C'è questa lungimiranza di capire che anche le costruzioni devono essere fatte in maniera diversa? Allora, per le costruzioni nuove sicuramente sì, ci sono comunque delle normative in materia che impongono determinati standard, tipo la demolizione delle barriere architettoniche, e quindi riuscire a dare uno spazio friendly rispetto appunto al diversamente agile. Il tema però è sugli immobili vetusti, gli immobili diciamo vecchi. Lì abbiamo ancora, sentivo prima, ascensori a New York, e qui in molti casi su magari delle palazzine degli anni 70 o anche precedentemente costruiti, queste normative non sono diciamo ancora utilizzate. Ecco. Abbiamo Francesco da Vigonza. Ciao Francesco. Ciao. Prego. Volevo chiedere, che vedo anche sveglia venetina, quant'è il quorum che dobbiamo raggiungere in eventuale referendum per la regione differenziata? Il quorum da raggiungere per la questione della... Ci sarà un referendum, probabilmente, non lo so. Se c'è il referendum, parlavano di quorum, quanta è la quota quorum che dobbiamo raggiungere perché sia valido? Ecco, e questo bisognerebbe anche capire se ci sarà il referendum prima di porsi anche la domanda se ci sarà, perché qui anche se vinci, abbiamo visto cosa è successo con il referendum sull'autonomia, che mi sembra che il quorum l'avevamo non raggiunto, superato col 60%, qua dovrebbe essere 50+1, questo è il quorum, però tu capisci bene che non è il problema di raggiungere il quorum, il problema è se poi il referendum viene rispettato. Ma io mi ricordo lo stesso nelle aperture domenicali, se erano favorevoli o contrari. Aveva vinto il no per la chiusura alla domenica e poi il referendum è stato stracciato e hanno portato il sì. Perciò questa è la storia, più che il quorum, è la volontà di far rispettare il referendum, se è stato vinto o non è stato vinto. Il quorum è 50+1. Allora, Tony Venturato, abbiamo sentito anche quello che ha detto il nostro Antonio Ferraro. Il problema che tu vivi qual è? Allora, se io ho la possibilità economica di prendermi questi appartamenti di ultima generazione, ce la faccio. Se io non ho i soldi, ciao. Prego Tony, cosa vorresti dire? Ecco, ad esempio, la letterina a Babbo Natale che vorresti scrivere, lo chiedo a tutti gli ospiti. Cosa scriveresti al tuo Babbo Natale? Beh, al mio Babbo Natale innanzitutto chiederei la salute, che quando si sta bene va quasi tutto bene.
La seconda cosa che chiederei è il lavoro per tutti, perché se tutti lavorassero, dai giovani soprattutto, quelli in cerca di lavoro, a chi il lavoro l'ha perso, soprattutto magari in età quasi, non dico pensionistica, ma in ogni caso qualche anno prima della pensione, ecco, molti problemi si risolverebbero. E credo che si risolverebbero anche i problemi relativi alla casa, perché se noi pensiamo che come sono cambiate le politiche per la famiglia da un po' di anni a questa parte. Adesso ci troviamo con i giovani che fanno fatica a trovare lavoro. Hai detto te prima che un ragazzo per lavare le auto doveva portare il proprio curriculum. E quindi il giovane che non trova lavoro, il giovane che quindi non può sposarsi o comunque non può andare ad abitare in una casa perché l'affitto costa troppo, il mutuo è elevato, non ha garanzie naturalmente da dare alla banca per fare il mutuo, deve rimanere in qualche modo con i genitori e così via. E come possiamo poi fare le cosiddette politiche per la famiglia se non diamo un contributo in senso proprio di sistemazione a questi giovani? Come hai detto te, i giovani hanno delle grandissime opportunità, ma siamo noi che non riusciamo a dargliele, non sono loro che non riescono a coglierle. Allora, prima abbiamo Paola, poi mandiamo un altro servizio. Vai Paola. Sì, ciao Mirella, ciao. Buongiorno ai tuoi ospiti. Paola da Padova. Sì, scusa mille, scusa tanto che non ho specificato. Allora, faccio una piccola parentesi della settimana scorsa che ti ho chiamato, che c'era quell'ingegnere che si parlava di Padova, il green, eccetera, che io ho detto ma tutto sto green, però il Trump sta facendo il disastro anti-green, anche se il futuro dice di no. E lui mi ha risposto, tutto tornerà come prima, i disagi sono adesso. No, purtroppo non posso rispondere perché dopo non si ha possibilità di replica, però è giusto precisare che le migliaia di alberi centenari ad alto fusto che sta distrutti, quello non si è a proposito del green, e si sa che non è il cemento che ci fa respirare, ma sono gli alberi, e tutti quei poveri commercianti che stanno già fallendo, cioè quelli lì saranno ridotti alla fame. Chiudo la parentesi, ti ringrazio. Allora, visto che il pubblico non fa nulla per i diversamente abili e diversamente giovani, nulla o ben poco, a proposito di abitazioni, visto che si sta parlando di quello, c'è tutta una categoria di persone, di anziani o ma anche non così anziani o diversamente giovani, però disabili o diversamente abili per malattia o per incidenti o per interventi sbagliati, che sono praticamente dei reclusi in casa. Ma siccome quasi nessuno di noi ha la villa col giardino, siamo praticamente in galera in 60 metri quadrati dove non c'è ascensore, anche il fatto del bagno, docce eccetera, nisba, quindi diventa un po' un inferno. Vedo che ci sono anche intorno, ma in quasi tutte le città, praticamente delle case vecchie abbandonate che costano nulla, 70, 80, 90 mila euro, sicuramente da ristrutturare. Perché questi impresari non acquistano con grandi giardini di 3-4 mila metri quadrati, che sarebbe un sogno, le fanno appartamentini di 60-70 metri quadrati, naturalmente con tutta la possibilità di muoversi, e poi li vendono o li affittano a queste persone, perché nessuno di noi vuole qualcosa gratis, per carità. È tutto un mercato, perché non si lascia perdere questa fetta di mercato, naturalmente a prezzi giusti, che non capita da rimetterli a nessuno. Non capisco perché ci sono tutte queste case, naturalmente non si aumenterebbe la cubatura perché c'è già esistente, basta solo ristrutturarle in modo che queste persone non debbano scontare la galera senza aver commesso il Molto fatto. chiara Paola, ti ringrazio, salutiamo anche Paola da Padova. Antonio Ferraro, lei la risposta a Padova. Sì, allora, ci sono già comunque delle realtà che stanno prendendo piede, sono un po' sul modello americano, anche qui gli Stati Uniti fanno comunque da apripista su questa cosa, e ci sono già comunque delle realtà che sono state costruite, che vengono costruite, pensate a magari persone anziane o persone che non sono autosufficienti.
appartamenti. Non si tratta di case di riposo, ma di appartamentini, come diceva giustamente la signora, che sono indipendenti a tutti gli effetti, però c'è un circuito attorno di aiuto per queste persone. Sono però molto pochi e dovrebbero, diciamo, a ragione, dovrebbero essere investiti più soldi per seguire questo tipo di politica. Ecco. Allora andiamo a vedere anche la maratona a New York. Prima abbiamo visto questo video che all'arrivo di Tony Venturato era il 2023, adesso andiamo a vedere la maratona 2024. Sfilerò alla Parata delle Nazioni che si terrà a Central Park assieme a 20 atleti italiani. Rappresenterò gli atleti disabili italiani in questo palcoscenico incredibile, importante, importantissimo, e sarà proprio anche... Daremo la possibilità a questi atleti di avere una visibilità non solamente locale ma mondiale. Tony Venturato, scrittore di Trevignano, è alla sua quinta maratona di New York. Per lui rappresenta un vero e proprio ritorno alla vita dopo un gravissimo incidente stradale che aveva rischiato di non farlo camminare mai più. Un'emozione che in questi anni si è impegnato a far vivere ad altri atleti come lui con disabilità, dando vita ad una raccolta fondi. Qui devo dare merito alla vostra emittente che mi ha dato veramente una mano con la visibilità, con il supporto. Siamo riusciti a terminare una raccolta fondi che ha portato 4 atleti disabili a New York. Domenica correranno o cammineranno la 42 chilometri. I vostri servizi sono stati importantissimi perché non solo hanno raggiunto tutte le case del Triveneto, ma hanno raggiunto attraverso i social i cuori di milioni di italiani e credetemi anche di milioni e tantissimi italiani fuori dai confini nazionali. 4.200 euro raccolti che consentiranno a 2 atleti italiani e a 2 statunitensi di percorrere domenica i 42 chilometri della maratona. Una volta terminata effettivamente cambiano, hanno un change sostanziale alla propria esistenza e diventano promotori positivi di tenacia e di forza. Venturato correrà con questa maglietta sulla quale sono rappresentati la provincia di Treviso, i comuni di Pederobba, Trevignano, Bedelago, Lipa, Terre Asole, Montegrappa, il MAB UNESCO Biosfera Montegrappa e naturalmente il corpo dei paracadutisti a cui appartiene. Sulla mia maglia, su questa manica sinistra, non so se si nota, ma ho lo stemma di quell'associazione sportiva che mi ha insegnato a correre, che è l'Atletica Trevignano, scusatemi l'emozione, e che mi ha permesso oggi di essere qui. Per Venturato e per gli altri 4 atleti disabili a New York non si correrà solo la maratona, ma la corsa della vita. È un palcoscenico talmente importante che serve per dar visibilità a queste persone che nella società spesso hanno dei problemi, ma il 3 di novembre saranno visti come dei veri e propri eroi. Allora, Tony Venturato, si parla molto di emozioni, ecco, specialmente nel periodo di Natale, che è il mese forse dove ci emozioniamo di più. Di solito siamo sempre di fretta, non vediamo niente, invece a Natale delle volte anche una semplice luce, un albero di Natale ci emoziona. Cos'è l'emozione? Vediamo se c'è Tony o se è caduto. Si sta ricollegando Tony Venturato. Eccolo qua. Allora sentiamo Antonio Ferraro. Cos'è l'emozione, Ferraro, anche nel momento che lei quando affitta, quando vende questo appartamento, vede l'emozione nella coppia che finalmente è riuscita a trovare quello che pensava? Prego. Beh, per me, allora, intanto il messaggio di Tony è bellissimo, anche il messaggio che ha sulla maglietta, never give up, mai mollare, è un mio mantra, quindi mai mollare, veramente lo dedico a tutte le persone che ci stanno guardando. E il mio lavoro è fatto sicuramente, come tutti i lavori, da una componente economica, ma la cosa bella è l'emozione che io provo quando vedo la coppia che compra la casa, che l'affitta, che trova il loro immobile dei sogni, quella per me che riesce a vendere l'immobile tramite me, e io vedo nei loro occhi l'emozione, quella scintilla che è veramente fantastica. Infatti io questo lavoro lo amo proprio perché sono assieme a loro in quei momenti lì
dove affrontano il passo più importante della loro vita, quello di comprare la loro propria casa. Sentiamo allora Tony Venturato, si parlava di emozioni, abbiamo visto questa maratona di New York dove tu hai partecipato assieme ad altre persone diversamente agili. Ecco, l'emozione nel momento che sai di aver centrato l'obiettivo, sono riuscito, ci siamo. Ecco, cos'è l'emozione vista anche dal diversamente agile? Perché veramente è ancora più forte, perché come hai spiegato bene Tony, l'impegno è il massimo, il sacrificio anche, i problemi non ne parliamo, finché non si arriva al posto giusto, finalmente ho trovato quello che mi serve, ma per arrivarci è molto faticoso. Prego Tony. Sì, scusatemi, ma è mancata la corrente proprio improvvisamente. Non preoccuparti, tranquillo. Allora, sì, ecco, allora c'è un cambio incredibile in queste persone una volta che tornano a casa. L'emozione è forte, fortissima. C'è un ragazzo che è venuto a correre la maratona di New York che non ha parlato per 2 giorni. Tanta era l'emozione di aver concluso la gara, è arrivato tra gli ultimi, scortato addirittura dalla polizia. Pensate quanto forte deve essere stata l'emozione che ha vissuto questo ragazzo. C'è un'altra cosa che dobbiamo dire, che il pubblico americano è un pubblico che in qualche modo sostiene questi atleti. 3 milioni di persone lungo il tracciato che applaudono, che incoraggiano, che battono le mani, che pacche sulle spalle e così via. E quando vedono queste persone che sono in difficoltà, escono, scendono dai palazzi e danno loro i Kleenex per asciugarsi, biscotti, banane, mele, qualcosa, pur di portarli Noi chiamiamo il 112 invece, siamo diversi, noi facciamo il 112, Tony. Sì, esatto, completamente diverso. Guardate, è un'atmosfera incredibile. Pensate che quando si arriva al ritiro dei pettorali della maratona di New York, gli atleti normodotati vanno in fondo e vanno a ritirare il proprio pettorale. Gli atleti diversamente agili hanno i banchetti all'inizio. Non perché devono trovare immediatamente il proprio pettorale, perché lì c'è il pubblico, cioè gli organizzatori vogliono che queste persone abbiano il pubblico migliore. Cioè, capite dove sta la differenza? E dove sta la differenza? Anche Tony, devo correre perché il tempo sta terminando, ma vorrei far vedere anche quello che stiamo facendo proprio qui Veneti Schiacciati, assieme anche alle associazioni familiari vittime della strada a livello nazionale. Saluto la Presidente in Sicilia e anche il Presidente in Campania, Giuseppina Cassaniti e Biagio Ciaramella in Campania, per supportare questa iniziativa, per mettere l'airbag obbligatorio ai motociclisti. Siamo andati a Meduna, andiamo a vedere. La prima firma a Meduna è quella del sindaco Arnaldo Stefano Pitton. La campagna è quella per chiedere l'introduzione dell'obbligatorietà dell'airbag per i motociclisti, una battaglia portata avanti grazie all'impegno dell'Associazione Italiana Vittime della Strada e dell'Associazione Veneti Schiacciati dalla crisi. La tecnologia c'è, ora diventa solo una questione di volontà. È in arrivo anche una piattaforma online per raccogliere le firme che hanno già superato quota 1000. La mia prima firma è stata fatta e poi un po' di passaparola, il contesto straordinario qua nel piazzale del municipio con i genitori, con le scuole, e quindi hanno capito che era finalizzata a un salvavita importante. Un'iniziativa nata proprio in Veneto e che ha portato all'avvio di una raccolta firme voluta da Andrea Dan dell'Associazione Emanuela Vittime della Strada, esportata in tutto il Veneto grazie alla preziosa collaborazione di Mirella Tuzzato con la sua associazione Veneti Schiacciati dalla crisi. Un'assunzione di responsabilità da parte dei cittadini di fronte ad una strage senza fine. Soltanto nel 2023 sono stati 734 i motociclisti che hanno perso la vita, sono 2 al giorno. Tanti i giovani che a Meduna hanno firmato. E basta firmare, un semplice gesto può salvare delle vite. In contemporanea a Meduna diverse mamme hanno allestito un banco per raccogliere fondi per l'asilo, proprio con i lavoretti fatti dai bambini. Siamo molto contenti di contribuire a vedere questi piccoli dolci, oggetti, per far sì che il nostro asilo insomma sia sempre più grande.
La solidarietà che fa squadra, Tony, per cercare anche di aiutare la comunità. Cosa ne pensi, Tony, di questa raccolta firme? Adesso cerchiamo di fare anche questa piattaforma online perché dobbiamo portarli in Europa, perché tanto in Italia non ascoltano. Pina Cassaniti aveva e sta raccogliendo le firme, appunto, e aveva raccolto tantissime firme per un cartello per mettere in sicurezza, ecco, queste persone quando si mettono alla guida delle macchine, delle moto, delle biciclette, ma non è stata di sicuro ascoltata. Allora andiamo in Europa, visto che Aghesi è la montagna dei soldi, visto che l'airbag costa tantissimo perché se ne vendono pochi, se ne vendessimo tantissimi, come ha detto un addetto ai lavori, il prezzo crollerebbe, e forse anche se lo mettono gratis, visto i soldi che spendono per le armi, forse potrebbero fare qualcosa anche per la comunità italiana. Cosa ne pensi, Tony? È una bellissima iniziativa, naturalmente, perché tende a salvare vite, non solo. Poi c'è un'altra cosa da dire, che io sono un sopravvissuto a un incidente stradale proprio motociclistico, so bene che cosa quindi può aiutare questo benedetto airbag. E questo naturalmente però non deve far distogliere poi il focus su quello che deve essere la sicurezza stradale. Questi giorni abbiamo perso veramente tanti giovani, tutti quanti incidenti motociclistici. A Trevignano un ragazzino di 17 anni, Andrea, forse con l'airbag si sarebbe salvato, chi lo sa, però in ogni caso è un qualche cosa che deve andare avanti e ti faccio il plauso per questa bellissima iniziativa. Il problema è che la tecnologia ha fatto passi da gigante, vediamo anche in pista ormai non si fanno più niente perché hanno tutti questi accorgimenti che veramente salva loro la vita. Il problema è che qualcuno non vuole ascoltare, ad esempio il casco. Il casco è obbligatorio, ma non è il colore obbligatorio, tu lo puoi prendere di tutti i colori perché c'è il business, ma se il casco che si vede è il giallo, perché così hanno detto gli addetti ai lavori, fallo giallo e basta. Ma perché devi farlo di tutti i colori? Il nero non si vede col buio, il giallo si vede, no? C'è sempre il business, ecco, il business dappertutto. Antonio Ferraro, come vede la situazione? Anche il cemento è un grande business. Sì. Io compro la casa, ma che materiali mi hanno messo? Sì. Chi è che controlla cosa firmo? Ecco, sono attenti le persone nel momento che c'è un acquisto di un immobile importante, serie A, serie B, serie C, siamo proprio in grado di capire oppure è molto difficile capire, Antonio Ferraro? Sicuramente è molto difficile perché le normative sono sempre in aggiornamento e anche noi addetti ai lavori come agenti immobiliari facciamo fatica a stare sul passo. Ovvio che l'agente immobiliare in questo caso può aiutare molto la persona a consapevolizzare ciò che compra, quindi fornendogli anche della documentazione e spiegandogliela per far capire queste classe A, classe B, classe C, che cosa vanno a identificare e quale risparmio avranno verso appunto il costo del mantenimento di quell'immobile. È tutto specificato bene oppure è un po' nuvoloso, Ferraro? No, non è tutto specificato bene, anzi le normative ci sono, però poi nell'atto pratico si fa un po' più di fatica e quindi se uno è un addetto ai lavori allora li sa leggere, ma un comune cittadino che giustamente compra magari una casa in tutta la vita non può sapere queste cose e tante volte sono fatte in maniera molto, diciamo, di poca comprensione, ecco, diciamo così. Poca comprensione perché così non riesci a capire quello che io ho veramente adoperato per fare questa casa. C'è anche tanta moda, nel senso adesso la moda... Ecco, ad esempio la moda? La moda adesso è verso il green, quindi molti non sanno nemmeno che cosa è questo green, però si riempiono la bocca magari di queste parole e se uno invece andasse più nello specifico si riuscirebbe a capire meglio effettivamente quali sono i vantaggi del fotovoltaico, per esempio, di un riscaldamento a pavimento e anche a livello di qualità di vivere dentro questi immobili, ecco. I caminetti, perché vediamo i caminetti ormai di ultima generazione che sono veramente incredibili e soprattutto, ecco, tira ancora il bosco verticale, questi palazzi con tutto questo verde all'esterno. C'è questa richiesta oppure? Allora, la richiesta c'è, ovviamente parliamo sempre di case di alta gamma e quindi riservate ai pochi. Però vedo che c'è una sensibilizzazione maggiore verso tutta, diciamo, tutta la popolazione verso il verde, sì. Anche in tema di urbanizzazione
cittadina, e piste ciclabili, quindi usare sempre più la bicicletta, e si collega al fatto appunto della sicurezza stradale. Certo. Secondo me ci vuole proprio un'educazione sia verso gli automobilisti, i motociclisti, i ciclisti e i pedoni, che vada a far rispettare tutti, perché tutti usiamo la strada nello stesso modo e tutti dobbiamo essere rispettosi verso l'altro utente che sta utilizzando la strada in quel momento. Che è molto importante. Tony Venturato, ecco, sicurezza stradale, ma soprattutto i percorsi alternativi. Possibile, come dici tu, hai spiegato molto bene, non si possa fare una corsia, ecco, per i diversamente agili, ecco, che quando escono da casa hanno la possibilità di muoversi agevolmente, perché qui si parla sempre di quarta, quinta corsia, ma per su gomma, tutti quelli che corrono, mentre non riusciamo a capire che è un paese, il nostro, bellissimo, l'Italia, che potrebbe gestire anche questo traffico tramite il treno, tramite i porti. Avevamo dei porti meravigliosi, cancellato tutto solo su gomma, non più 3, 4, quinta corsia, ma per chi, per cosa? Se diminuiamo, se non siamo neanche più quelli di prima, cosa vuoi dire, Tony? Ecco, è la diversità anche che tu trovi quando ti sposti anche come traffico, prego. Sì, anche qua, perché è tutto un business, Mirella, è tutto un business. Tra l'altro in Italia o comunque tutta l'Europa meridionale il traffico, anche per quanto riguarda il traffico spostamento merci, avviene quasi nella totalità con il trasporto su gomma e non assolutamente trasporto ferroviario, navale e così via. Qui ci sarebbe veramente tanto da investire, che porterebbe non solo poi economia nelle casse dello Stato e a tutti gli operatori turistici, ma porterebbe veramente tanto lavoro, perché se noi potessimo portare tutte quelle persone che hanno delle difficoltà negli spostamenti, che ne so, a vedere le Dolomiti, le tre cime di Lavaredo, portarli al lago di Garda, portarli al mare con alberghi, con le ferrovie, con autobus in qualche modo che siano idonei al trasporto di queste persone, guardate, ci sarebbe lavoro veramente per tutti. Il turismo, ricordiamocelo, è forse la più grande industria mondiale in questo momento, e tra l'altro nel momento in cui l'industria legata all'automotive, quindi quella delle automobili, la meccanica, anche la meccanica pesante, sono veramente in forte crisi. Se noi interrompo un secondo perché abbiamo Roberto da Salzano, se non mi cade la linea. Vai Roberto. Buongiorno, saluto i vostri ospiti. Buongiorno, vorrei parlare di un argomento che state trattando, il discorso della casa. Prego Roberto. Volevo parlare proprio dell'argomento che state parlando voi, il discorso della casa. Ecco, mi sembra che da parte della politica, da parte di tutti quelli che dovrebbero interessarsi dei meno abbienti, non si costruiscano case per le persone che non hanno la disponibilità. Io vedo anche dove abito, stanno facendo case tutte a prezzi elevati, ossia quello che non può acquistare una casa dove deve andare? Una volta c'era il comune che faceva delle lottizzazioni a prezzi calmierati, c'era lo Stato che faceva le case popolari, adesso stiamo puntando tutto sul privato. Volevo dire, il privato ha ragione, uno non fa niente per niente, però queste, io per esempio faccio del volontariato e mi trovo delle situazioni che sono non vergognose, di più. Per esempio c'era un ragazzo che stava cercando un appartamento in affitto dove abita, non ci sono. Ha trovato un appartamento in affitto, io abito su un paesino che ha 12.000 abitanti. L'affitto è schizzato all'esterno, un appartamento di 60 metri quadri di 10 anni, vogliono 750 euro al mese in un paesino. Queste sono cose vergognose. Io non critico quelli che vendono le case, però fanno quello che vogliono, non c'è un calmiere, non c'è chi decide che prezzo deve fare. Per esempio, io parlavo con un amico che abita a 10 km da dove abito io. Io ho acquistato la mia casa 10 anni fa e l'ho pagata 200.000 euro. Lui, che abita in un paese distante da me, ha pagato la stessa casa, perché sono andato ad abitare, 30.000 euro in meno. Ossia, c'è un concetto dell'abitazione che non rispetta più quello che è la vita del cittadino normale, di quello che guadagna 1.500 euro al mese. Non c'è più questo, non c'è più l'agevolazione. Io faccio un piccolo esempio, poi vi lascio. Io ho comprato il mio appartamento 10 anni
anni fa e l'ho pagato 200.000 euro, giusto? Io vorrei venderlo adesso, no? Vorrei chiedere a quello che vende la casa, com'è possibile che io ho acquistato l'appartamento a 200.000 euro e adesso me l'hanno valutato 245? Io sono contento, ma è una cosa assurda, è una cosa vergognosa. Io parlo per me, io vedo che queste persone che vendono le case dopo 10 anni hanno 20 appartamenti pagati per conto, sono suoi. Allora non c'è un calmiere, non c'è qualcuno che dice, Roberto, corro perché sono anche in chiusura, se no non ce la faccio. Comunque sei stato molto chiaro. Antonio Ferraro, come rispondiamo a Roberto da Salzano? Allora, sicuramente il mercato immobiliare è un mercato, come lo dice la parola stessa, quindi sicuramente domanda e offerta sono quelli che regolano, diciamo, l'andamento dei prezzi. È vero che negli ultimi anni c'è stato un aumento molto importante legato ai prezzi delle case, ma la domanda è un'altra. Non è tanto il problema dei prezzi delle case, ma quanto il potere di acquisto delle persone, che è rimasto lo stesso, invariato a tantissimi anni fa. Quindi se ci fossero delle politiche sul lavoro, e qui ovviamente si apre un tema di detassazione del lavoro e politiche, diciamo, che vanno a incentivare il lavoro e anche, diciamo, a darne di nuovo, sicuramente andrebbe a pari passo verso appunto questo aumento dei prezzi, che non è solamente localizzato in Italia, ma è un aumento che riguarda tutta l'Europa e anche tutto il mondo, diciamo, occidentale per come lo conosciamo. Diciamo così, ad esempio, siamo a San Biagio, un appartamento di 20-30 anni fa, diciamo un mini, un normale, diciamo, arredato, magari cosa può costare di affitto? Di affitto adesso siamo arrivati anche a 600-650 euro al mese. Calcolate che fino a 2-3 anni fa, anche 4 anni fa, lo stesso mini appartamento lo trovavi a 100-150 euro in meno al mese. Quindi i prezzi sono schizzati alle stelle. Perciò un appartamento arredato anche di 20-30 anni fa vai dai 600-700 euro. Il problema al è che mese. non ce ne sono. Non ce ne sono. E in vendita cosa può valere? In vendita fino a qualche anno fa magari quello stesso appartamento lo trovavi anche sotto i 100.000 euro, adesso 110-115.000 euro fai fatica a trovarlo. Quindi, come diceva giustamente il signore, da un po' di anni a questa parte, complice anche il bonus 110 che ha, diciamo, fatto schizzare alle stelle gli immobili, specialmente quelli da ristrutturare. E c'è stato un aumento spropositato dei prezzi in certi casi, che non è di pari passo con il potere d'acquisto delle famiglie. Allora, il nuovo in prima periferia cosa costa? Allora, se parliamo di prima periferia, fuori mura, diciamo, ci aggiriamo, un appartamento parte dai 300.000 euro. Avete capito? Sì. Tony Venturato, hai sentito che prezzi, e poi con te invece parliamo di palestre. Ecco, queste palestre che anche qua abbiamo dei problemi enormi, dovrebbero essere palestre accessibili a tutti, è il sogno di Bebe Vio, io me lo ricordo, questa palestra funzionale per tutti. Com'è la situazione, Tony? Sì, no, volevo riagganciarmi al discorso degli appartamenti, perché proprio l'altro giorno ho aiutato il figlio di un paracadutista delle Marche che ha trovato lavoro a Vittorio Veneto e praticamente gli serviva un appartamento. Questo ragazzo appena diplomato gli hanno fatto il contratto di 6 mesi, 1.150 euro al mese, mi sembra, adesso non ricordo bene. L'unico appartamento disponibile che aveva trovato era di 850.000 euro, scusate, 850 euro al mese. E mi chiedeva, ma io come posso naturalmente vivere, come posso mantenermi e pagare l'affitto? Non ci riesco. Dopo, tramite naturalmente associazioni di paracadutisti, gli abbiamo trovato praticamente una sistemazione da un socio. E io chiedo a tutti quei giovani, tutti quei giovani che sono in cerca di lavoro o che sono con quei contratti a termine, come possono affittare un appartamento? Vuole aggiungere qualcosa Antonio Ferraro? Antonio? Sì, giustamente è vero quello che dice. Come dicevo prima, gli affitti, comunque il costo della vita non è di pari passo con diciamo lo stipendio. Giustamente diceva Tony, un ragazzo prende 1.100 euro ma deve spendere 850 per un affitto, come si fa?
Uno dei problemi è legato anche all'affitto turistico. Adesso ci sono molti proprietari di casa che mettono in affitto appartamenti per turisti. Ovviamente l'appartamento al turista viene affittato a dei prezzi molto più alti rispetto all'appartamento del classico lavoratore. E gli affitti brevi com'è? Perché hanno detto che hanno rovinato il mercato immobiliare gli affitti brevi. È quello che dicevo, sì. Purtroppo, specialmente in centro a Treviso, affitti normali, tra virgolette, cioè per diciamo persone che vivono e lavorano nella zona, sono introvabili tantissimi. Allora è una cosa bella perché Treviso sta diventando veramente negli ultimi anni una capitale del turismo e è bellissimo vedere in centro tantissimi turisti che apprezzano la nostra città. Dall'altro lato troppo diciamo offerta per questi turisti va un po' a eliminare l'offerta per le persone che abitano nella zona e al quale l'appartamento serve per vivere. Anche qua qualcuno dovrebbe controllare, dico io, però sì. Ecco, perché veramente così non so dove andremo a finire o a parare. Allora Tony, parliamo appunto di palestre. Ecco, come sono le palestre? Io mi ricordo che avevo l'ex sindaco di Savior che era desolato perché ad esempio nel suo paese non c'era una palestra, non riusciva, ecco, questo sogno che aveva. Com'è la situazione anche per queste persone diversamente agili, perché anche spostarsi non è mica così semplice. Prego Tony. Qua rientriamo nello stesso discorso che mancano quelle corsie preferenziali che ci sono in realtà all'estero. Tra l'altro di palestre, se tu osservi, ce ne sono sempre meno e si stanno concentrando in quelle mega strutture che stanno nascendo praticamente negli ultimi anni, dove tra l'altro spesso e volentieri gli attrezzi sono uno affiancato agli altri, non c'è nemmeno lo spazio per far passare una carrozzina tra gli attrezzi stessi. E ti racconto questo fatto che, dato che mi collego a una palestra, ero a New York e dovevo andare in una palestra dove c'era un massaggiatore e stavano installando una pedana per far entrare le persone con le carrozzine, praticamente in una zona perché avevano rotto la porta principale. E io ho chiesto come mai stavano installando questa pedana, dato che doveva essere momentanea affinché non avessero aggiustato la porta, e il proprietario della palestra mi ha detto no, prima dobbiamo fare la pedana per i diversamente abili, dopodiché ci preoccuperemo di fare la porta per chi deve entrare normalmente in palestra. Ecco, questa è la cognizione di causa tra Stati Uniti e Italia. Avete capito? Come ci saluti Tony? Never give up, guarda che stiamo già organizzando la maratona inclusiva per il 2025, Mirella. Bravo, bravo Tony Venturato, grazie, buon Natale, buone feste anche a Tony Venturato, grazie di essere stato con noi. Sentiamo come ci saluta Antonio Ferraro. Mi ricollego anche io, non mollare mai, questo è un messaggio che voglio dare a tutti. Tony è veramente bravissimo e anche te Mirella, sei, con tutte le tue diciamo cose che fai quotidiane, sei veramente brava. Never give up, mai mollare. Grazie anche a Antonio Ferraro, grazie a tutti, andiamo in pubblicità. Siamo con Massimo Zappia, imprenditore, che ringrazio e saluto. Grazie Massimo di essere qui. Mirella. Saluto anche da Padova il professor Mario Trivellato, cardiologo. Anche a lei grazie professore di essere qui. Parleremo di cuore battente, questa notizia che ci ha sconvolto. Guardate dove siamo arrivati in pochissimo tempo. Grazie anche a lei professor Trivellato. Allora Massimo Zappia, io parlavo prima nella prima parte col presidente Flavio Romanello, presidente Confartigianato Impresa Veneti, di quello che mi avevi accennato, che sei molto preoccupato per il 2025 come imprenditore. Cosa sta succedendo che noi non sappiamo? Sembra che tutto vada bene, a Natale bisogna essere positivi, bisogna avere fiducia, bisogna essere ottimisti. Com'è la situazione invece per la tua preoccupazione che mi hai accennato? Ma intanto ti ringrazio Mirella per l'invito, è sempre molto piacevole essere in questo salotto. La mia preoccupazione è confermata dai dati che attualmente sono sul tavolo, sul nostro tavolo. I dati, la matematica, come hai detto tu, i numeri sono indiscutibili. Molte aziende stanno chiudendo, molte aziende sono anche in difficoltà, ma semplicemente perché il meccanismo
farraginoso di tutto quello che è stato l'ecobonus e tutti gli incentivi non hanno funzionato. Ti faccio anche un esempio. Sentivo prima parlavate del mercato immobiliare. Noi siamo nel settore e lavoriamo nella filiera. Premetto, molti immobili, quindi molte case, sono state ristrutturate con gli incentivi, quindi sono stati messi a posto degli stabili fatiscenti che non sono completamente a norma, ma hanno magari messo a posto quello che doveva essere la parte vivibile, tipo serramenti, i muri, qualche cosa, i famosi cappotti. Il mercato lo ha riconosciuto perché l'immobile ha preso quota, quindi vale molto di più. Chiaramente il proprietario lo ha fatto senza tirare fuori una lira e adesso mette in vendita un immobile a un prezzo più alto, anche se non potrebbe venderlo perché la legge ti dice che per X anni tu non potresti vendere l'appartamento, ma non è importante perché quella quota che comunque dovrebbe essere tassata, che è il maggior valore, lui lo recupera dal maggior valore che l'immobile ha avuto con la ristrutturazione. E tutto questo ha un costo zero. Cioè si tratta sempre di soldi, Mirella. Abbiamo perso, secondo me, la bussola, l'orientamento l'abbiamo perso. Una volta si facevano le cose, le case, si costruivano qualsiasi cosa anche per la voglia di saper fare il mestiere. Adesso c'è tutto un arricchimento pazzesco, pauroso, una corsa dietro a chi guadagna di più, a chi riesce a realizzare di più, a scapito delle persone che invece sono meno, cioè più in difficoltà, che sono i dipendenti, che possono essere i lavoratori, e metto dentro anche quelli con la partita IVA, perché quelli con la partita IVA, che sono gli artigiani, sono ad altissimo rischio. Voi immaginate che tutta questa bolla di sapone, che può essere stato trasformato o inteso come un maggior fatturato, adesso il nostro governo chiede anche l'anticipo dell'IVA sul fatturato del 2025 sulla base del fatturato del 2024. Ma se nel 2024 hai lavorato grazie agli incentivi e tu mi togli gli incentivi, che tipo di fatturato ti posso garantire nel 2025? Perché ti devo versare l'acconto su del fatturato che non sono sicuro neanche se terrò aperta l'attività? E questo è il nostro governo. Si preoccupano di tutto quello che non serve in questa fase. Ci saranno molte chiusure. Molti artigiani hanno già dichiarato di fare forfait. È vero che ha detto anche Romanello che sta crescendo la cassa integrazione. Certo, questo è un bruttissimo segnale. Vuol dire che allora si è mosso il lavoro sempre dietro agli incentivi. Ma non era così, perché da una parte li hai dati e dall'altra me li hai tolti. Io sono sempre fermo lì. Professor Trivellato, eppure nonostante questi problemi c'è chi che cerca di migliorare sempre la qualità della vita. Abbiamo sentito questo straordinario intervento del professor Gerosa con tutta la squadra, incredibile, eppure è successo. Questa tecnologia che accompagna sempre scienza e ricerca con passi da gigante. Prego, professor Trivellato. Certo, è stata una prima mondiale, lo dobbiamo al nostro cardiochirurgo padovano, il professor Gerosa. Certamente trapiantare un cuore battente significa aver documentato con elettroencefalogramma prima la morte. Deve essere un elettroencefalogramma piatto, si mettono degli elettrodi nel cuoio capelluto, in testa, e normalmente si hanno delle onde che hanno delle determinate caratteristiche. Quando si hanno delle malattie, ci sono fori neurologici, si vedono altre onde caratteristiche. Quando il soggetto muore c'è un elettroencefalogramma piatto, e quella è una diagnosi sicura di morte di chi sta per donare un cuore. Il cuore è ancora battente, ma il soggetto, ripeto, morto quando è documentato un elettroencefalogramma piatto. Questo permette un trapianto di cuore da vivente, da cuore battente a altro cuore battente, un cuore che non è alterato, che non ha da una perfusione perché per essere mantenuto in vita in altri casi era messo in una soluzione fisiologica, una soluzione particolare
che permetteva di poi di ripristinarlo a nuova vita, mentre mantenerlo battente si ha una qualità del cuore che portiamo per essere trapiantato notevolmente migliore come qualità, e quindi un successo non solo immediato ma anche tardivo. Ma nonostante tutto si continua a lavorare anche per un cuore artificiale. Ecco, c'è già in Francia, è molto grande, come ci spiegava un ospite eccellente che ho avuto, però il percorso è anche questo. Quanto bisognerà credere nella ricerca e investire, professor Trivellato, nella scienza e nella ricerca per avere questi risultati? Perché se facciamo squadra veramente non ce n'è per nessuno, quei cervelli che abbiamo, e abbiamo la fortuna di avere questa creatività, questa rincorsa sempre a migliorarsi. Prego, professor Trivellato. La ricerca è fondamentale, la ricerca impegna, c'è un grosso impegno economico, però un giorno che si riesce ad avere un cuore artificiale, esistono già dei cuori artificiali in Francia e anche in America, principalmente in America, però c'è il problema delle dimensioni e della fonte di energia per farlo battere. Una volta, c'è tuttora, c'è un tubo che esce fuori con una grande batteria a fianco, cammina, può camminare, ci sono i filmati, li ho visti anch'io a Houston dove ho lavorato per 2 anni, ci vede, però ovviamente poi c'è anche il rumore. La persona certamente si abitua, perché è questione di vita o di morte, ma si abitua, però è una cosa diversa da avere un cuore, molto probabilmente sarà con una forza atomica, come sottolineo forse, come energia che permette a questo cuore di battere e di sopperire a determinate richieste. Un conto camminare, un conto correre, un conto fare le scale. Quindi la tecnologia ha fatto moltissimo. C'è la dimensione del cuore, perché è ovvio, dobbiamo mettere dentro una cassa toracica che ha determinate dimensioni. Sicuramente si stanno facendo moltissimi studi, soprattutto su questi poveri maiali, che ci danno, direi che veramente dobbiamo riconoscere il maiale che ci sfama, vedi, prosciutto, salami, questo, che fra l'altro è un animale intelligentissimo, e ci permette di fare degli studi di espianto ed impianto, e anche dei bovini è fatto, ma il maiale è quello che si avvicina più di tutte alle nostre esigenze. Sono studi enormi, spese enormi, ma sicuramente non fra molti anni avremo un cuore artificiale, come abbiamo le valvole artificiali. Le prime valvole che uscirono, mi ricordo diverse decine di anni fa, c'era prima le biologiche, le quali quelle di allora andavano incontro a degenerazione calcifica di lembi, adesso non più, perché vengono conservate e preparate con determinate soluzioni, ma una volta le prime c'erano queste valvole biologiche porcine ricavate da questo generoso animale che è il maiale. E adesso tuttora, ripeto, maiale e bovino sono i 2 animali i quali sono sacrificati, purtroppo sono sacrificati, ma è l'unica maniera per poter vedere i risultati, cosa succede e cosa non succede con te. Poi arriveremo anche forse al cuore, per esempio, di maiale geneticamente modificato, e quindi che non ha più, una volta impiantato, somiglia moltissimo al nostro, una volta impiantato non ha più la reazione di rigetto. Ma arriveremo anche a quello, quindi sono 2 cose. Basta investire, bisogna investire, professore, l'Italia deve investire sulla ricerca, perché siamo molto indietro. Quello che volevo chiedere invece a Massimo Zappia, sempre di cuore si tratta, io poi vedremo anche la foto di questo dolore al petto, ecco, questo stress poi lo chiederemo anche al professor Trivellato, che vivono chi veramente ha situazioni anche economiche molto importanti. Dare risposte, non ci sono i soldi, questo dolore che ti assale, cosa vuoi dire, Massimo Zappia? L'ansia dell'imprenditore, infatti molte persone
sono soggette a questi attacchi di cuore, perché lo stress non solo fisico ma anche mentale, come dicevi puntualmente tu, non riuscire a dare delle risposte, cercare delle soluzioni quando la soluzione non c'è, oppure fai una strategia per la tua attività e scopri che la strategia viene disattesa o non può neanche essere applicata perché nel contempo sono cambiati gli atteggiamenti del governo. Se voi solo pensate a quando il governo aveva deciso che gli incentivi potevano essere venduti in banca, quindi io prendevo un ecobonus, prendevo il credito d'imposta, ero sicuro che quei soldi potevo utilizzarli appoggiandomi in un istituto di credito che poteva acquistare, pagandolo anche di meno, una certa liquidità. Dopo 2 settimane, esattamente a febbraio, sono cambiate le condizioni, quindi il credito non poteva essere più venduto in banca e quindi tu ti sei portato a casa un credito che il cliente avrebbe pagato in 10 anni, non lo paga più lui ma lo sconta l'imprenditore in 10 anni. In parole povere, è come se tu mi pagassi in 10 anni la fornitura dei serramenti che io ti ho fatto, ma pago subito i dipendenti, subito le materie prime. Allora, altro che attacco di cuore. Qua ci vuole un cuore artificiale tutti i giorni, perché è questo il problema. E tutte le volte tu apri la porta della tua azienda convinto di fare del bene e scopri che ti vai a sostituire ai problemi che il governo ti crea. Quindi l'asticella lui non la abbassa, la alza. Claudio da Marano Vicentino, poi continuiamo. Vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. La dottoressa Belpoggi dell'Istituto Ramazzini di Bologna ha detto che aveva fatto degli esperimenti per quanto riguarda il 5G. E questi esperimenti che aveva fatto sui topi hanno dato un responso dove ci sono delle lesioni praticamente al cuore. Sto chiedendo al professore praticamente se ha avuto delle informazioni. E praticamente il 5G in molti casi sui topi ha dato diciamo così delle anomalie. E poi chiedo anche sempre al professore per quanto riguarda l'alcol e il fumo. Buona giornata signori. Grazie al nostro Claudio da Marano Vicentino. A lei professore. Sì, allora il 5G è una cosa che avevo seguito anch'io. È veramente una cosa, io vorrei dire, ancora in itinere. Giorni fa proprio qui a Padova è morto un eminente professore che aveva fatto dei lunghi studi sulle potenziali effetti negativi del 5G, aveva vinto anche una causa, adesso non ricordo alla perfezione, ma avevo letto con attenzione il giornale queste notizie perché c'era i commenti sulla sua vita, proprio un professore dell'Università di Padova. Certamente noi vediamo che praticamente, insomma, a livello mondiale il 5G sta prendendo piede. Per quanto mi riguarda, posso dire questo, la mia esperienza personale, che ho cercato di documentarmi, ho letto le cose, ma direi che una conclusione definitiva non è ancora in atto, sia nel senso positivo che nel senso negativo. Questa è la situazione al momento attuale. Grazie professore, corriamo perché il tempo è tiranno, devo fare tante domande anche a Massimo Zappia perché veramente questa preoccupazione che ho sentito anche da Flavio Romanello questa mattina, perciò Confartigianato non lascia di sicuro stare tranquilli perché bisogna programmare, bisogna che ci programmiamo, che impariamo veramente questa parola perché sennò non ce ne sarà per nessuno, anche perché ne stanno pagando le conseguenze, le fragilità e
le fragilità sono diventate le nostre famiglie, che ripeto, con 2 stipendi, non riescono ad arrivare a fine mese, perché avete sentito gli affitti o i mutui cosa costano, poi ci sono anche tutte quelle spese attorno, non poche, le spese di condominio, le bollette, la macchina. Vivi, ma come si fa a vivere? Eppure l'attività deve andare avanti, devi credere, devi dare speranza. Prego Massimo. Infatti, se ti ricordi, ne avevamo già discusso di questo problema. Esattamente la panoramica del dopo Covid, quando c'è stata la ripresa, tutte le materie prime avevano subito degli aumenti pazzeschi, quindi tutto è aumentato, l'energia elettrica era aumentato, il gas per il riscaldamento delle case era aumentato, il carovita, quindi anche l'alimentare che trovavi sul banco costava di più perché trasportarlo costava di più, perché il gasolio costava di più, perché l'autista costava di più, perché il mezzo costava di più. E tutti si era detto sì, ma poi ci sarà la tranquillità del mercato, tornerà tutto come prima. Non tornerà niente come prima, è rimasto sempre tutto il carovita, quindi sono aumentati i prezzi, non è aumentato lo stipendio del dipendente e i problemi sono forse aumentati perché alla fine, come hai detto giustamente, 2 stipendi non riescono a mantenere una famiglia. Ai tempi nostri, di mio padre, con uno stipendio mantenevi la donna a casa, che era la moglie, che si prendeva cura dei tuoi figli. 3-4 magari, per non 5-6. C'era il nucleo familiare. Adesso il nucleo familiare probabilmente verrà attaccato perché anche questi valori ci saranno Cosa è mancato meno. secondo te? Perché è inutile parlare sempre dell'ultimo governo, il problema è che il male è iniziato tanti anni fa, è iniziato dal 2008 proprio quando è iniziato con l'euro, questo euro pesante. In altri paesi non è successo così, basta vedere anche gli stipendi che ci sono in Germania, in Francia, in altre realtà. Noi invece abbiamo aumentato tutto fuorché gli stipendi e le pensioni degli italiani e questo ha fatto crollare il paese, questa è la storia. Prego Massimo. È proprio così, infatti non c'è stato un riallineamento anche del carovita. Il carovita è aumentato, ma gli stipendi sono sempre rimasti fermi e quindi la gente non riesce neanche più a investire o a permettersi di comprare una vettura e ci lamentiamo che il mercato dell'auto è in crisi. Ma se facciamo semplicemente i conti, che una volta la 500 che costava X lire, forse riuscivi a pagarlo in 5, 6, 7, 8 stipendi di allora, adesso per comprare un'utilitaria ci vogliono forse 25 stipendi, quindi c'è qualche cosa che non va, lo sbilancio è enorme. Poi la crisi c'è perché il mercato dell'auto è in crisi, ma forse era una crisi che abbiamo fatto finta di non sentire perché era nell'aria, finché c'erano gli incentivi, è tutto un incentivo. Adesso c'è l'incentivo per comprare l'auto, c'è l'incentivo per andare dal dentista, c'è l'incentivo per andare dal fisioterapista, ci sono sempre incentivi, ma vuol dire che noi viviamo semplicemente aspettando l'incentivo per poter investire. Monica da Paese, vai Monica. Ciao Mirella, ciao al vostro ospite e volevo dire che allora adesso è saltato fuori, non so se lo sapete, che adesso vogliono togliere la NASPI dopo licenziamenti ecco. Allora anche questo a me mi urta i nervi perché purtroppo io conosco gente, non è vero, il lavoro c'è ma non c'è esattamente perché conosco gente che ha perso il lavoro o magari si è licenziato per dei motivi, insomma in generale così, e poi adesso dopo si tolgono questa NASPI, le persone cosa fanno? Dove vanno a finire? Fanno meno, cioè è una cosa assurda questa che veramente mi dà fastidio. E poi volevo dire il discorso adesso delle auto green, tutto quello che gli va dietro. Vi faccio un esempio perché è successo a me in persona. Allora, abbiamo dovuto comprare una macchina perché mio marito fa 60 chilometri andare e tornare al lavoro. Aveva una macchina diesel, un Euro 3, vecchia. Abbiamo dovuto comprare una macchina, io non ho la patente perché vado a lavorare in autobus. Ma io lavoro a Treviso, sono vicina, lui fa 60 chilometri, abbiamo dovuto comprare una macchina in provincia di Udine, un Euro 4,
sempre diesel, non inquinante, però la macchina green dove la vado a comprare io? Cioè, facciamoci una domanda. Adesso, non so, uno deve andare a lavorare, come va a lavorare? Se uno lavora va a lavorare lontano, cosa fa? Questi Cosa sono i fa problemi. una Grazie persona? Monica, devo correre perché sennò non ce la faccio, ma sei stata chiara anche tu, perché rispondimi come faccio io che non lavoro vicino a prendere la macchina, devo avere anche una macchina green. Massimo, cosa dice Monica? Questi sono i veri problemi, i problemi che andavano forse affrontati. È vero che l'ultimo governo, tanto ci sarà sempre un governo che non funziona, è questo il problema. Abbiamo perso un po' l'orientamento, e quello che volevo riattaccarmi un po' a quel discorso che hai detto. Cosa è successo? Forse abbiamo perso la consapevolezza o anche la ragione, perché una volta eravamo tutti improntati sul lavoro, cioè si lavorava, si guadagnava, l'imprenditore immetteva del nuovo lavoro. Adesso invece non è più così, perché si hanno le paure, l'incertezza del domani, e questa incertezza si trasforma a volte in queste situazioni dove perdiamo l'orientamento, dobbiamo solo fare semplicemente tanti soldi e ci dimentichiamo dei problemi. Mi faccio un po' una domanda. Una volta noi eravamo un paese molto attraente, Mirella, dove attiravi anche gli investitori. Io vedo che anche questo è terminato, ci sono pochi investitori, c'è questa idea di ridurre l'artigiano, di renderlo forse un po' schiavo, forse anche succube del sistema, e stiamo premiando questi nuovi colossi che fanno tutto, non si sa che cosa fanno, ma fanno tutto. Cominciano a esserci queste associazioni, l'azienda che compra l'azienda, un'azienda che specifica in un settore compra anche altri settori, diventano tutti dei colossi. Non si troverà più tra poco l'artigiano per riparare un tubo dell'acqua, appendere un quadro, il falegname che ti faccia una riparazione. Che cosa è successo? Forse stiamo dimenticando la nostra identità. No, forse abbiamo svenduto il paese, a mio avviso, l'abbiamo proprio svenduto. Abbiamo svenduto quello che era il know-how del paese. Noi facevamo tutto, eravamo i primi in assoluto perché abbiamo questa creatività. E qualcuno l'ha capito, molto più furbo dei nostri governi, e ha preso tutta la polpa che poteva prendere e ha lasciato le ossa, ma con le ossa non vai più da nessuna parte. Questo è il risultato. Non si investe più perché quello che doveva investire l'ha già fatto. L'ha già fatto su quei settori dove veramente erano dei settori che tutti ci invidiavano, dall'alta moda all'enogastronomia, al turismo, a tutto, e avete visto in che condizioni ci troviamo. Ma queste condizioni, professor Trivillato, alla fine possono veramente dilaniare lo stress, ecco, questo stress che questi imprenditori, questi artigiani, questi lavoratori vivono, di sicuro non farà bene. Cosa ci dice, professore? Certo, lo stress, l'ansia non fanno bene alla nostra mente, non fanno bene al nostro cuore. Sicuramente soprattutto uno stress o un'ansia prolungati nel tempo. Ricordiamoci che questo può portare per quanto riguarda il cuore, delle aritmie importanti, la più frequente la fibrillazione atriale, che noi possiamo documentare con sicurezza con l'elettrocardiogramma, oppure... vediamo anche le immagini che ha mandato il professore, prego, poi le spiega, prego professore. Questo vorrei un momento di attenzione. Vedete, queste sono le zone di irradiazione del dolore, la parte più comune, adesso le indico, eccolo qua. Vedete, questo è quello che il paziente dice, bene, alla bocca dello stomaco, sarà indigestione, anche in America diceva indigestion. No, a questo livello qua ricordiamoci che può essere anche l'espressione, la zona di dolore di un infarto o di un'angina. L'angina, soprattutto nella donna e nell'anziano, si manifesta con una certa frequenza a questo livello qua. Mentre questa è la zona classica, che ormai per fortuna tutti quanti ricordano, alla parte sinistra del torace, e si irradia lungo la parte interna del braccio sinistro fino al dito mignolo.
E vedete poi, oppure può essere come una morsa a livello del braccio sinistro e anche del destro. Un'altra cosa invece che può trarre in inganno è uno ha un dolore qui alle spalle, pensa soprattutto se ha fatto un lavoro importante ma è muscolare. No, ricordiamoci che può essere un segno di insufficienza coronarica. Le spalle viene chiamato a mantellina, vedete, siamo d'inverno, una volta si portavano le mantelline, i tabarri o le mantelline, vedete, prendere anche al collo. Qui non è per ragioni logistiche presentato, ma la parte posteriore del torace, fra le due scapole, quella è una zona importante, ci può essere un dolore come di peso o costrittivo che stringe, quello è un dolore importante. Se noi camminando sentiamo un dolore del genere, ci fermiamo, il dolore tende a diminuire. Ecco, guardate qui è in questa figura qua, vedete quest'uomo, questa è nel Heart, il cibo che ho tradotto, in gran parte, vedete, mostra l'uomo sui 50-60 anni circa, vedete che esce dal ristorante, vedete le folate di vento, il freddo che c'è, fa dei gradini con uno sforzo, ha una valigetta, quindi un peso, e vedete mette le mani sul cuore, sul torace. Quindi ricordiamoci, non è che la prevenzione, noi siamo il miglior medico di noi stessi se siamo correttamente periodicamente informati, soprattutto in inverno col freddo. Se uno ha una lesione anche se non è critica, con uno spasmo coronarico si può accentuare e quindi diventare subcritica o estremamente critica. Ho un altro cartello che ci spiega il professor Trivellato, prego professore. L'aterosclerosi, vedete, può colpire questa ruggine interna che si formano anche di tappi a livello delle nostre arterie, vedete, può colpire il cervello, vedete per esempio con un ictus cosiddetto ischemico a livello del cervello, vedete tagliato quell'immagine, la prima immagine, oppure nella seconda anche a livello delle arterie renali che causa un restringimento delle arterie renali, quindi interferisce sulla funzione del rene e causa ipertensione arteriosa. Poi può interferire frequente a livello, una persona che non si controlli con adeguata frequenza, a livello dell'aorta, a livello addominale, vedete qui nella prima immagine un restringimento, oppure creare una dilatazione, rottura, dilatazione con aneurisma, rottura e aneurisma a livello addominale, oppure ci può essere un'arteria a livello dell'intestino, vedete che diventa scura, vedete perché c'è stata un'ischemia dell'arteria che portava sangue a quel tratto intestinale. E poi sotto c'è l'immagine di prima, si intravede l'uomo che mette la mano al petto, ma ricordiamo le signore che stanno guardando, o anche i mariti, e gli uomini, cioè ricordare che la donna non è esente da malattia cardiovascolare, da malattie vascolari. La donna, soprattutto dopo che si è chiuso l'ombrello protettivo dell'estrogeno, la menopausa, 50 anni circa, inizia spesso, non sempre, ma ripeto spesso, un processo di aumento del colesterolo del sangue, aumento della pressione e può portare delle lesioni alle arterie coronarie con manifestazioni di dolore, quella dell'immagine che vedete alle mie spalle, che ha quelle caratteristiche. Quindi un concetto che deve essere ben chiaro: anche il sesso femminile è colpito dalle malattie coronariche, non sempre, ma con una certa frequenza e soprattutto dopo una certa età. Anche perché al giorno d'oggi la donna fa due lavori, fa il lavoro in casa e il lavoro quello extra ma casa. Quasi due, io farei anche 6-7 ormai di lavori che facciamo noi donne, perché addirittura fanno anche due lavori, non uno ma due lavori, anche 3 a volte, poi la casa e poi. E poi chi vuole approfondire può leggere anche questo libro, Elettrocardiografia pratica, appunto, che il professore ci ha portato per essere ancora più, diciamo, preparati su quello che può succedere. Bisogna leggere, bisogna informarsi, però bisogna
bisogna, come dice giustamente il professor Trivellato, anche poi farsi visitare da persone competenti e non lasciare sempre perdere mi novo compatta, sarà un dolore, e invece avete capito che bisogna stare attenti specialmente per certe patologie. Allora sentiamo anche cosa ne pensi tu, Massimo Zappia, in quanto a questo fine anno, il 2024 ormai è quasi passato. Ecco, che letterina scriveresti tu a Babbo Natale? Ecco, qual è il tuo desiderio per il 2025, Massimo? Mi piacerebbe che il nostro paese riprendesse un po' la coscienza e un po' le tradizioni, perché abbiamo dimenticato un pochino da dove siamo partiti e da dove siamo e dove stiamo andando. L'artigiano, la partita IVA sono ancora molto distanti dal governo, c'è ancora tanta distanza e non abbiamo capito che investendo su queste categorie forse possiamo creare il benessere, e il benessere significa il lavoro, e il lavoro significa la stabilità anche di una famiglia, la tranquillità di un organo importante che è un cuore. Forse dovremmo fare una riflessione. Ecco, se io dovessi scrivere a Babbo Natale, cosa che ho fatto, ho messo la mia bella letterina sotto l'albero, e a me piacerebbe vedere un mondo migliore, forse magari un pochino più caldo, dove c'è meno indifferenza, dove tutte le categorie fossero un pochino più vicine, perché il tuo lavoro è importante come il mio, insieme facciamo la forza e la forza fa l'unità e l'unità fa la nostra nazione. Una nazione che possa tornare ad essere, passami il termine, nuovamente attraente, perché noi siamo fatti così, noi ci lamentiamo ma siamo sempre con le maniche tirate su e ci diamo sempre da fare, e questa energia non dovrebbe essere dispersa, anzi io la metterei in un contenitore e la farei moltiplicare nel tempo. Il problema è che, come disse tanto tempo fa il nostro buon Papa, l'indifferenza ho paura che sia il male la nuova malattia della nostra era. Sentiamo come ci saluta il professor Trivellato. Prego, professore. Prima di tutto mi associo completamente a quanto appena detto dal vostro ospite. Certo, qui siamo vicino a Natale, vicino all'ultimo dell'anno, quindi cosa augurare? Augurare a tutti pace e salute, perché la salute è fondamentale, come è fondamentale anche la pace, non solo nel mondo che viviamo, ma anche nella nostra famiglia, anche tra le persone che frequentiamo. Una persona che sia tranquilla, tutti quanti abbiamo dei problemi, chi più, chi meno, ma stiamo avvicinando sicuramente il periodo migliore dell'anno per noi cristiani, e quindi questo è il mio forte augurio per tutti noi. Pace e salute per tutti quanti. Professore, possiamo anche essere diciamo un po' più previdenti, ecco, stare attenti, oppure si è abbassata la soglia? Cosa vede? Veloce, professore? Dobbiamo stare attenti, se vogliamo stare in salute dobbiamo stare attenti ma non sempre, non sarà niente rimandare. Se uno ha qualcosa che non va alla macchina, se sente un rumore, qualcosa che non capisce, la porta in officina, dal meccanico va sicuramente, anche perché pensa se deve andare al lavoro, prima c'era l'esempio dei 60 km che uno deve fare, sicuramente porta la macchina. Perché non andare dal medico, dal cardiologo? Perché costa troppo e ci sono le liste d'attesa, professore, glielo dico io, perché non tutti hanno la possibilità di curarsi, perché dobbiamo dire anche questo, non è che vada tutto bene come si pensa. Perciò ringrazio veramente, tante grazie il professor Mario Trivellato, cardiologo, di essere stato con noi. Siamo stati a scuola anche questa mattina, grazie professor Trivellato, buone feste a lei e famiglia, veramente grazie. Saluto anche Elda che mi ha salutato ma non ha preso la linea, ti ringrazio Elda dei saluti e degli auguri che mi hai fatti. Ringrazio anche tanto anche Massimo Zappia, e vorrei anche capire, Massimo, se secondo te, se qualcuno ascoltasse bene veramente le parole che hai detto anche tu questa mattina e tutti gli ospiti che ho avuto, forse le cose si risolverebbero, ma se guardi sempre al bene di qualcuno in alto e non guardi al bene invece della comunità, forse non andremo da nessuna parte. Questo fa molto male, così, perché stiamo colpendo le fragilità, e le fragilità
fragilità sono tante purtroppo nel nostro paese. È proprio così, c'è proprio questa cosa che sarebbe interessante che tutti mettessero sotto l'albero di Natale, un po' meno di indifferenza e curare e guardare un po' anche la persona accanto, perché ci hanno insegnato già sui banchi di scuola che facendo un gesto di bene al prossimo è come se lo facessi a te stesso. E con queste parole io ringrazio anche Massimo Zappia, imprenditore, di essere stato con noi. Ringrazio tutti voi anche a casa che ci seguite tutte le mattine veramente con grande enfasi. Grazie anche delle vostre telefonate. Noi ci vediamo domani mattina, ma adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Pasta con fagioli e cozze. Cozza è il nome volgare che indica un mollusco bivalve, il mitilo. La cozza vive nel mare filtrando le particelle organiche. È intensamente allevata in Italia. È saporita, povera di grassi e ricca di ferro. La cottura prolungata ne fa un alimento sicuro. Ingredienti per 4 persone. 320 g di pasta mista. 300 g di fagioli bianchi bolliti precedentemente o in scatola. 500 g di cozze, 4 pomodorini, 10 g di cipolla a fettine, una costa di sedano con le foglie tagliata a pezzetti, 15 g di olio extravergine di oliva, sale, pepe. Pulite, lavate e sgocciolate le cozze. In una pentola con l'olio soffriggete la cipolla a fettine, il sedano a pezzetti. Unite i fagioli bianchi lessati in precedenza e i pomodorini schiacciati. Aggiungete sufficiente acqua, salate e fate riscaldare bene. Versate la pasta che cuocerete insieme ai fagioli. Unite le cozze chiuse perché cedano nella cottura il loro sapore di mare. Pepate. A cottura ultimata fate riposare e servite. E buon appetito!